Ben trovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Rieccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Una prima parte dedicata interamente al campionato di Serie D e anche al campionato di eccellenza. Ospiti della nostra puntata, mister Alfio Torrisi del Paternò, che salutiamo. Ciao Alfio, ben trovato e ancora complimenti, ma di questo insomma ne parleremo abbondantemente poi durante il corso della puntata. E ritorna anche con noi qui a Penalty il presidente AIAC di Catania, mister Lucio Tosto. Ciao Lucio, ben trovato. Ciao Ettore, grazie per l'invito. Rinnoviamo l'appuntamento mensile con l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, E giusto? di questo non possiamo che ringraziarti per la vetrina che ci permetti di avere. Tra l'altro oggi una puntata molto interessante perché nella seconda parte parleremo ancora dell'AIAC con il diciamo, referente mensile dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che sarà... Sarà Ignazio Refice ed è referente per la zona pedemontana. Benissimo. È uno dei tanti diciamo, referenti che lavora nell'ombra e io voglio che siano conosciuti da tutti perché fanno un lavoro importante e non sempre vengono diciamo, in trasmissione, hanno la visibilità che ho io, quindi è giusto che anche loro si facciano vedere e gli allenatori conoscono i volti di chi lavora poi. Giusto, tra l'altro allenatore del Ciclope Bronte, quindi parleremo anche del campionato di promozione, però l'ho detto poc'anzi, dobbiamo subito dare un commento veloce a questo straordinario campionato di Serie D del Paternò con mister Alfio Torrisi che ha sin qui disputato certamente un campionato rivelazione. Ti piace questo termine rivelazione? Sì, diciamo che i risultati dicono questo. Siamo partiti con tanto scetticismo all'inizio, però grazie al lavoro che facciamo giornalmente, certosino assieme allo staff, grazie al gruppo squadra che è riuscito a mettere a disposizione il direttore Strianese e la società, domenica dopo domenica stiamo mettendo in cascina punti dove... Oggi finalmente abbiamo la matematica salvezza dopo la vittoria col Giare. Quindi, matematica salvezza, un po'... Diciamo, no, è la verità, l'obiettivo è questo, era questo, non bisogna... Era quello, io direi. No, non bisogna dimenticarlo perché sennò poi magari se non si raggiunge qualcosa di importante possa passare in secondo piano questo grande obiettivo che hanno raggiunto i ragazzi. Quindi è vero. Diciamo che ci prendiamo i meriti di quello che stiamo facendo con molto orgoglio, però... Dobbiamo sempre pensare dove siamo partiti e quello che si diceva all'inizio. Quindi... Umiltà, Lucio Tosto, parlaci anche tu di questa straordinaria stagione di Alfio Torrisi, ma in modo particolare anche giustamente della squadra del Paternò. Che ne pensi? Io forse sono il meno adatto a parlare di Alfio, anche se lo faccio spesso perché sono troppo amico di Alfio, però io obiettivamente ho seguito un po' tutte le categorie che ha fatto... Che lui ha fatto dalle più basse fino a questa qua e hanno tutto lo stesso tema, no? Che è quello del gioco, dell'organizzazione e della mentalità e questo filo conduttore va dalla seconda categoria fino alla Serie D e devo dire che c'è molto lavoro, lui è molto bravo nel mentalizzare e soprattutto nello sfruttare al massimo le potenzialità che hanno i suoi giocatori e questa non è una cosa molto semplice per un allenatore, quindi poi lui stesso è stato bravo a ritagliarsi, a trovare uno staff davvero anche là ragazzi che vengono dalle categorie basse, li ha portati sempre con lui, quindi ha fatto un gruppo di lavoro molto importante e non tanto sono i risultati che sono penso eccezionali, ma è per chi mastica un po' di calcio è quello che si vede durante le sue partite. È vero. Parliamo dunque del campionato di Serie D, via subito con i risultati e la classifica.
Si è giocata la sesta giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino degli incontri che si sono disputati proprio domenica. Cavese batte Troina 4-0, Città di Aciriale batte San Cataldese 4-2, Città di Sant'Agata, Santa Maria Cilento 1-1, Cittanova batte Rendecalcio 1-0, FC Lamezia Terme batte Biancavilla 2-0, Gelbison San Luca 1-1, Paternò batte Giarre 1946 2-0, Portici 1906 batte Licata 2-1, Real Aversa 1925 e Castrovillari 0-0. Ha riposato il Trapani. In testa con il pareggio in extremis della Gelbison, la squadra della Gelbison rimane ancora in testa con 50 punti, a seguire con 49 Città di Aciriale, 48 FC Lamezia Terme, 47 Cavese 1919, con 41 punti il Paternò, 36 Cittanova, 34 Città di Sant'Agata, con 31 il Licata, con 30 punti Santa Maria Cilento, con 29 Portici 1906, 28 punti per il Real Aversa 1925, 27 per il San Luca, 25 San Cataldese, 24 Trapani, 22 Rendecalcio, con 20 il Castrovillari, 16 punti per il Giarre 1946, 13 punti per il Biancavilla, chiude la classifica il Troina con 10 punti e 6 punti di penalizzazione. Si ritorna in campo chiaramente domenica prossima, guardiamo il tabellino degli incontri. Biancavilla Cavese 1919, Castrovillari Città di Sant'Agata, Gelbison FC Lamezia Terme, Giarre 1946 Città di Aciriale, Licata Paternò, Santa Maria Cilento Trapani, San Luca Real Aversa 1925, San Cataldese Rendecalcio, Troina Cittanova, riposerà il Portici 1906. E partiamo con questa vittoria suonante della Cavese che fa capire Alfio che probabilmente ha tanta ancora voglia di vincerlo questo campionato. Certamente non facile, interessante, ingarbugliato, ma questa Cavese dove può arrivare secondo te? La Cavese sicuramente è una squadra per nome, per blasone della società stessa, per investimenti, che è obbligata a lottare per vincere il campionato. Sulla carta è la più favorita perché ha una rosa importante sotto tutti i punti di vista. Addirittura la vedi più forte dell'FC Lamezia Terme che ha fatto una campagna acquisti molto interessante? Anche la Lamezia è una società che ha investito tanto, però diciamo che la Cavese sulla carta è una squadra che dall'inizio è stata molto lineare in questo campionato, investimenti importanti, società che vuole ritornare subito in Lega Pro e quindi a differenza delle altre magari viene dalla Lega Pro e quindi c'è un passato più corto, tra virgolette. E verrebbe anche più facile ritornarci, no? Sì, solo che purtroppo non fa un campionato solo perché la Lamezia è lì, la Cireale, la Cireale in silenzio, con umiltà, senza proclami, sta facendo bene. Ho visto oggi, guardavo il calendario e la possibilità di avere altre 4-5 partite abbordabili sulla carta. La Cireale è una squadra che il mister De Sanzo, il quale apprezzo tanto, predica tanta umiltà, lavora in silenzio, non si accontenta mai e incita i suoi giocatori a dare sempre il massimo e questo secondo me alla lunga è quello che sta portando la Cireale a lottare fino alla fine. La Gelbison, a differenza di tutti e tre, è una squadra dove c'è un progetto che è iniziato l'anno scorso con un terzo posto, la squadra è stata migliorata sia nel mercato di luglio, di agosto e sia nel mercato quest'anno di riparazione a dicembre, è più diciamo un continuativo di un progetto e forse qualcosina in più alla fine, una percentuale in più che possa vincerlo proprio perché è una squadra che già lavora a questa promozione da 2 anni. È vero, è vero. Guardiamoci subito gli highlights, vittoria della Cavese 4-0 contro il Troina. Squadre guidate dalla terna arbitrale che è composta dall'arbitro centrale Allegretta, Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta e dai guardalinee De Chirico di Molfetta e Spagnolo di Lecce. Sarà la Cavese a giocare in maglia bianca e in tenuta scura il Troina, formazione che arriva dalla lontana provincia di Enna e adesso comunque si parte col Troina che ha dato il calcio di avvio del primo pallone, ma riconquista la palla la Cavese che sembra subito decisa a fare bene, la palla per Baccio Terracino, l'ottima uscita di Faccioli, Carbonaro la mette nella zona di Romizzi, poi Foggia, tiro, la parata di Faccioli, ma ora la Cavese batte questo calcio di punizione con Ali Perta dalla sinistra.
schema per Romizzi che tira dal limite, Faccioli si distende, poi arriva per la battuta Gabrieli e Corigliano, miracolo. Bacio Terracino, area di rigore del Troina, costretto a uscirne. Bacio Terracino, temporeggia Mbaye su di lui, batte Romizzi, traversa, palla recuperata dalla Cavese, la mette in mezzo. Alla battuta di questo corner la Cavese, colpo di testa, poi la palla rimane in area e tira fuori bersaglio, nella circostanza Corigliano. Bacio Terracino all'indietro, buona azione da parte della Cavese, ma c'è Foggia che la mette dentro e potrebbe tirare, lo fa, rete, la Cavese è passata in vantaggio con Romizzi. Disturbato intanto Maniscalco, ancora Carbonaro, difende palla sulla destra, arriva Romizzi, buona giocata della Cavese, Foggia, ecco Bacio Terracino che va via, tutto regolare, Bacio Terracino in mezzo, rete, Foggia, ale, bum 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 bum, viva Ciro Foggia, il primo sigillo in campionato con la nuova maglia. Intanto Allegretti, quindi la palla è per Carbonaro che mette in mezzo per la conclusione effettuata proprio da Allegretti, fuori bersaglio. Bacio Terracino, buona azione della Cavese, area di rigore, Bacio Terracino, saltato l'uomo, mette in mezzo, ancora il traversone per Vanegas, rete, 3-0, ale, Ezechiel, Vanegas, 3-0, Allegretti tenta il traversone deviato, ci sarà un altro cambio? Nelle file bianco-blu entrerà D'Angelo, drive-in D'Angelo, il centrocampista. Adesso attacca Allegretti, tiro in rete. Allegretti, ale, bum bum bum. Sì, la Cavese ha battuto 4-0 il Troina nella 25esima giornata. Cavese che aveva sbloccato già al 41esimo con Romizzi. Al 50esimo ha raddoppiato Foggia, al 70esimo gol del 3-0 di Vanegas. All'80esimo Allegretti per il 4-0 dei metelliani che vanno in classifica a 47 punti. Mister Tosto, città di Acireale che vince non facile con la San Caldaldese, so che tu hai visto la partita domenica, che impressione ti ha fatto questo Acireale? Può veramente anche lui ambire alla vittoria finale? Sicuramente, anche se diciamo, è penalizzato per l'infortunio accorso a Piccione, che era la punta di diamante, e quindi un infortunio che lo metterà fuori per tutto l'anno. Però ha degli elementi molto importanti che in questa categoria fanno sicuramente la differenza. Ho visto Lodi che ha fatto una partita con la San Cataldese eccezionale, si è presa sta squadra sulle spalle, prendeva palla dal portiere e andava a finalizzare quasi, e quindi Peppe Savonarola, Figliomeni che ha fatto gol, ha dei giocatori importanti, un grande pubblico, quindi è là, e devo dire che la Cireale, nonostante tutto quello che ha fatto, è anche stato penalizzato nella famosa partita che abbiamo già commentato, sì, con la Cavese, con il gol all'ultimo istante dopo non ho mai grave visto infortunio. In tanti anni di calcio, non ho mai visto una cosa, tanto che l'arbitro è stato poi fermato, e devo fare ancora i complimenti alla dirigenza e al pubblico di Acireale, perché in quell'occasione davvero si rischiava che succedesse qualcosa di brutto, invece sono stati calmi e sono riusciti a tenere i nervi saldi e non è successo nulla, ma davvero è successa una cosa molto grave. È vero. E niente, io penso che ormai siamo là, è a un punto, anche se la Gebson ha una partita in meno. Una partita in più ancora, però si è visto, no, che anche la domenica scorsa... Tutto aperto, insomma. Sì, è tutto aperto, perché la Cavese ha perso a Giarra, è tutto aperto perché tutte queste squadre qua che vanno anche a casa dell'ultimo in classifica e possono lasciarci le penne, quindi è tutto aperto, è un campionato diciamo pure che questo girone ci piace quest'anno, sì, perché è molto intenso, fino all'ultimo, ogni partita è un ternallotto. E devo dire anche che la società sana sicuramente andrà fino alla fine. È il momento di parlare del Città di Sant'Agata. Che impressione ti ha fatto la squadra di Giampà? Perché è una squadra che gioca bene e che in un certo senso impensierisce sempre gli avversari. Non è mai certa una sua sconfitta.
all'ultimo può sempre tirare fuori dal cilindro una ottima prestazione e portare via punti anche pesanti. Sicuramente, il Sant'Agata è una squadra che è molto propositiva, non fa barricate, gioca vero. e diverte. Guidata da un allenatore che di certo non sono io a presentare, Giampà ha fatto la Serie A, quindi parliamo di un valore tecnico di un'importanza notevole. È una squadra che ha argomenti e spensieratezza, riesce a trovare, a cercare settimanalmente la prestazione, e da lì diciamo che si è costruita questo suo campionato che, non ci dimentichiamo, ha attraversato un periodo veramente buio, in momento di difficoltà, però in questi casi la società sana, la guida tecnica che ha fatto quadra attorno a tutto, e sono riusciti ad uscirsene e stanno lottando alla grande per una salvezza che secondo me non tarderà. Mister Tosto, però è anche vero che i playoff in questo momento sì, sono un obiettivo per molte società, però poi alla fine la possibilità di andare in Lega Pro con i playoff è veramente tutto un punto interrogativo, perché si parla poi solo eventualmente di posizionamento nei ripescaggi. Oggigiorno sappiamo benissimo quante squadre non si iscrivono poi l'anno successivo, quindi ci sono delle buone possibilità. Quindi bisogna sempre tenere alta la l'attenzione. Possibilità c'è sempre, ma poi io penso che per quanto riguarda il Paternò è anche occasione di vetrina, di crescita tecnica, no? E poi personalmente penso anche faccia parte di un buon curriculum per un allenatore fare i playoff e piazzarsi in una posizione ragguardevole. Assolutamente. Quindi se lo merita Alfio, se lo merita il Paternò per quello che hanno fatto, e io spero in fondo che possano andare più in fondo possibile ai playoff, perché la speranza c'è sempre. Non dimentichiamo che il Paternò comunque ha un blasone e ecco, quindi quello può essere ha un'utenza tantissimo, importante, certo. Ha fatto la Serie C, certo. E quindi penso che alla fine, considerando il fatto che ogni anno tante squadre falliscono, ha delle buone possibilità, anche perché poi penso che il Paternò sia una squadra sbarazzina che giocherà sicuramente i playoff senza assilli particolari e potrà dare spettacolo. Non parliamo di playoff perché insomma Alfio è stato onesto. Ne parliamo perché ad oggi è salvo, e allora da oggi in poi se ne può parlare. Se ne può parlare, questo è anche vero. Guardiamoci il servizio, il pareggio tra Città di Sant'Agata e Santa Maria Cilento, partita finita 1-1. Il Città di Sant'Agata continua la sua striscia positiva contro il Santa Maria Cilento in anella, il nono risultato utile di fila. Un pareggio per 1-1 che conferma i biancoazzurri al settimo posto in classifica con 34 punti e con ben 12 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. I padroni di casa partono forte e dopo 11 minuti solo la traversa nega al gran sinistro di Cicirello la gioia del gol. Spinge ancora la squadra di Giampà e al 15° Calafiore serve in area Mazzone che mette in mezzo, non trovando nessuno alla deviazione. 3 minuti dopo vibranti proteste del Santa Maria Cilento per un tocco col braccio in aria di Cipolla. Il signor Vingo di Pisa lascia giocare, ma al 30° i giallorossi passano comunque quando Kunzi, con una splendida conclusione dai 30 metri, trova l'incrocio dei pali dove Beters non può arrivare, portando in vantaggio i suoi. Nella ripresa però il Sant'Agata tenta di pervenire al pareggio. Al 71° sono ancora i Legni al negare, questa volta Bongiovanni, la rete del pareggio. Con i biancoazzurri protesi in avanti, gli ospiti tentano di colpire in contropiede e 60 secondi dopo è decisivo Favo a chiudere in angolo Kunzi. Il centrocampista santagatese risulta decisivo però al minuto 81 quando, con una percussione centrale in area avversaria, batte da pochi passi Grieco, facendo così Città di Sant'Agata 1, Santa Maria Cilento 1. Esplode il Fresina e gioia incontenibile per Vittorio Favo che regala ai suoi un punto preziosissimo per la classifica. Poi nel finale sono i giallorossi a cercare la via della vittoria, ma la punizione di Masullo è disinnescata da Beters. Con questo pareggio il Città di Sant'Agata conquista il 17° punto nelle ultime 9 partite e si avvicina a grandi passi verso un'altra importante salvezza. Conferma per la squadra di Gaetano, con questa vittoria il Cittanova insomma sale ancora di più in classifica. Che ne pensi, Lucio? Questo Cittanova può rientrare anche lui nel gruppo playoff? La playoff è probabile,
Il Gaetano comunque fa sempre un buon lavoro, sono delle società comunque che non hanno nulla da perdere, quindi alla fine una volta acquisita la salvezza poi possono sicuramente inserirsi nell'allotto di quelle che fanno i playoff, ma là è un discorso diverso, secondo me non è come parlare del Paternò per i playoff, Cittanova sarebbe... Sì, perché effettivamente il Paternò, ha detto bene Alfio, è insomma quasi dall'inizio della stagione che è altissimo in classifica, quindi mentre il Cittanova ha subito durante il corso della stagione parecchi stop. Alfio, che te ne pare di questo Cittanova, di questa stagione? Ma sicuramente... Tra l'altro tu l'hai incontrato a casa loro con una sonante vittoria poi, tra l'altro. Sì, diciamo che quella è stata una partita dove... Sono quelle classiche partite dove il risultato penalizza ed esalta in maniera eccessiva chi vince nel caso in cui chi perde. Il risultato sicuramente frutto di una grossissima prestazione nostra, però c'è da dire che in quella partita tutto quello che facevamo ci andava dritto e quindi magari in questi casi bisogna essere sempre umili e guardare anche la vera partita. Il Cittanova non è entrato bene in campo, ha avuto un incidente di percorso e poi ha dimostrato che si è subito ripreso nelle ultime partite, perché il Cittanova è una squadra importante, ha una guida tecnica a mio modo di vedere seria, competente. Effettivamente dopo la sconfitta ad opera della tua squadra sembrava insomma che fosse saltato un po' il banco, invece la società ha schermato bene sia il gruppo squadra che l'allenatore, sì, e i risultati poi sono ritornati di nuovo. Sì, avevano attraversato comunque un periodo poco felice con casi Covid, partite rimandate, quindi tutto questo bisogna essere onesti e bisogna dirlo. Di Gaetano è un allenatore importante, un allenatore preparato, un allenatore che sa il fatto suo, dimostra giocando la sua squadra che ha argomenti, che ha una quadratura. Sicuramente Cittanova è una piazza diversa da Paternò sotto questo punto di vista, come blasone, come storia, però c'è da dire che loro saranno, secondo me, insieme a Licata che si riprenderà, delle squadre che possono sicuramente ambire benissimo al quinto posto e giocarsela con gli altri. Certo, guardiamoci gli highlights. La partita si è conclusa 1-0 a favore del Cittanova contro il Rende Calcio. E la partita è cominciata. Nardini, che è il playmaker del Rende, un tiro da lontano, un pallone che viene conquistato dalla Cittanova, Biondo colpisce dritto per dritto e trova Mittica e Bonanno serve Biondo che vede Ielo, pallone millimetrico per Ielo, palla al centro, esce benissimo il Rende con Gullo che entra in area di rigore, il pallone per Consiglio, Maggio si gira, Maggio! Intanto palla per Consiglio, palla pericolosissima, meta di Consiglio, Ficara a campo, a spazio, Ficara al limite dell'area di rigore, e c'è l'intervento con Petrucci, Maggio sulla corsa, Maggio se ne va, si accentra, si incarta sul pallone, aspetta un compagno, vede Biondo, lo serve, che a sua volta mette in moto Ferrante a spazio, Ferrante! Palla per Maggio, bellissima palla all'interno per Petrucci! Tutto pronto, Bonanno! Ed è la rete! La rete di Bonanno! 1-0! Detto che ci avrebbe fatto ricredere. Guarda Ferrante. Intanto la palla verso Bonanno! Ne due. No. La traversa dice no a Bonanno! Ed è finita la partita! 1-0 del Cittanova contro il Rende in questo derby di Calabria. E parliamo adesso di questa FC Lamezia Terme. Inizio di nuovo con Alfio perché insomma questo Lamezia fa paura a tutti, per blasone,
per insomma, campagna acquisti interessante in questa parte quasi finale della stagione e soprattutto perché la società è già mentalizzata per una Lega Pro e questo sicuramente è un passo in più rispetto alla Gelbison, che potrebbe soltanto in questo caso essere per la prima volta protagonista eventualmente alla prossima stagione in Lega Pro. È mentalizzata, ha uno stadio che già è omologato per la Lega Pro, ha un presidente, una società che ha la solidità economica per fare la Lega Pro e soprattutto disputandola con l'obiettivo di vincerla. Una società ben strutturata, noi abbiamo fatto rifinitura in una, non mi ricordo dove andavamo, forse a Cittanova, abbiamo fatto rifinitura a Lamezia, siamo stati nel campo del San Biase in eccellenza, poi hanno fatto rifinitura loro dopo di noi e vedevo tutta la squadra con cardiofrequentimetri, squadra attrezzata, magazzinieri, cioè si vede che già c'era una struttura logistica sia pronta tecnica per la Lega Pro anche. Giustamente, poi là davanti c'è gente che ha fatto l'Europa League con investimenti economici importanti e comunque il Lamezia è una squadra che fa paura a tutti, però questa Serie D è così strana che, come abbiamo visto in precedenza, la Lamezia in casa ha fatto fatica col Giarre, ha pareggiato, sì. la Cavese ha perso Giarre domenica. Che poi diventano pesantissimi proprio per la classifica finale. Lo so, però questo a maggior punti. ragione perché è un campionato equilibrato dove si possono perdere punti con tutti e quindi alla fine secondo me la differenza non la faranno gli scontri diretti, la faranno i punti. Chi ha perso meno punti con le squadre della bassa classifica vincerà il campionato. Condivido. Lucio, sconfitta per il Biancavilla che pregiudica ancora di più insomma, questa salvezza, seppur insomma, alla Lamezia Terme ci può anche stare una sconfitta lì. Sì, alla Lamezia ci può stare, ma non ci stanno tante altre che si sono succedute. Purtroppo quando durante un anno si verificano tanti cambi di allenatore, tanti giocatori che vanno via, altri che vengono, alla fine tutti i nodi vengono al pettine e non c'è stabilità. Tu prendi il Paternò, ha iniziato con una squadra, ha fatto qualche innesto, sono rimasti quelli, formano un gruppo. A Biancavilla è successo forse tutto il contrario. Tutto al contrario. Come è successo tutto il contrario. E la squadra ha pagato con una classifica deficitaria. Quando c'è questo via vai di allenatori con metodi, di staff, giocatori. Cambia tutto, Poi non trovi mai la quadratura del cerchio e ripeto non è una categoria facile, già per chi è organizzato e figuriamoci per chi ha questi problemi. Biancavilla fino all'ultimo penerà per cercare di tirare. Speriamo bene, ancora non hai detto l'ultima parola, giusto? È una squadra della provincia di Catania. Dobbiamo essere sempre ottimisti, è vero, è vero. Guardiamoci il servizio 2-0 del Lamezia Terme proprio contro la squadra siciliana del Biancavilla. Al guido di Ippolito di Lamezia Terme, i gialloblu guidati da mister Campilongo liquidano senza affanni la pratica Biancavilla, con un 2-0 perentorio che non ammette repliche. I lametini partono subito forte alla ricerca del vantaggio. Al secondo minuto di gioco, triangolazione tra Rusescu e Provazza. Quest'ultimo tenta la conclusione improvvisa dalla distanza, ma la palla si spegne sul fondo. 5 minuti più tardi, sugli sviluppi di un corner, il colpo di testa di Sabatino è sventato da un ottimo intervento di Faraoni, che anticipa Miceri pronto al tap-in. La reazione del Biancavilla è affidata a questo colpo di testa di Longo, che Lai controlla senza problemi. Al 25esimo arriva il gol del vantaggio lametino, cross dal fondo di Tipaldi, la palla scavalca Rusescu ma arriva Giuseppe Maimone che, complice un rimpallo fortunato, porta in vantaggio i gialloblu e realizza la sua quinta rete stagionale. Il Lamezia Terme tenta subito il raddoppio con questo attacco alla profondità di Terranova, ma la sua conclusione è fuori bersaglio. Nella ripresa non cambia il leitmotiv dell'incontro, con un Biancavilla sterile in attacco che si affida a velleitarie conclusioni dalla distanza. Al 10° della ripresa il raddoppio della Lamezia Terme. Palle in profondità di Salandria per Maimone, stop di petto e tiro potente deviato da Faraoni. Provazza tenta la conclusione acrobatica, la palla è al limite dell'area e arriva Francesco Salandria. Il 5 giallo-blu, quest'oggi con tanto di fascia da capitano al braccio, disegna una parabola spettacolare, una pennellata d'autore che manda in estasi il pubblico del D'Ippolito.
Trovata la rete del raddoppio, il Lamezia ha svariate occasioni per aumentare il divario, come questo tentativo di Terranova che Faraoni blocca sicuro. Tentativo anche per Sabatino di testa, la palla va di poco alta. Alla mezz'ora della ripresa, bel cross di Tipaldi in area di rigore, ma né Abercon né Bollino riescono a trovare la deviazione vincente. Un minuto più tardi, delizioso stop a seguire di Umbaka che serve Abercon, la quale conclusione a botta sicura è ribattuta dalla difesa sicula. Lo stesso Umbaka non riesce poi a ribadire la palla in rete. Contropiede veloce della Lamezia Terme condotto da Bezzon. Palla sulla sinistra per Francesco Umbaka che ci prova con il mancino, ma Faraoni si supera. Altra ripartenza veloce della Lamezia, assist di Umbaka per Bollino che tenta di rientrare sul mancino, la sua conclusione è però murata dagli uomini del Biancavilla. Termina 2-0 la sfida del Dippolito. Il Lamezia Terme si trova ora a 2 soli punti di distanza dalla vetta. Domenica prossima, a Vallo della Lucania, big match contro la capolista Gelbison. Quando parliamo di FC Lamezia parliamo chiaramente anche della Gelbison, zona altissima della classifica, pareggia all'ultimo istante con il San Luca, appannamento, forse troppa tranquillità, una partita abbordabile che poi stava diventando drammatica perché seppur soltanto un punto insomma, ha smosso la classifica, ma se avesse perso probabilmente sarebbe stata certamente una settimana non serena in casa Gelbison. Ettore, queste sono partite che purtroppo certe volte sembrano segnate, stregate. Quando sbagli l'approccio purtroppo poi si fa fatica perché i giocatori non possono, non abbiamo la bacchetta magica che poi in un attimo vogliamo ritornare a fare quello che pensavamo, dovevamo fare e non riusciamo a fare. Purtroppo sono le partite che quando sotto l'aspetto mentale le sbagli si fa fatica. Poi quando dal tuo canto trovi una squadra come il San Luca che a prescindere ha giocatori importanti, perché il San Luca per questa categoria, soprattutto nel reparto offensivo, ha giocatori di categoria, ha giocatori come Crucitti, ha giocatori come Alleveque, giocatori che riescono a fare male, che riescono a saltare l'uomo, a tirare in porta. E poi il San Luca è una squadra che rispecchia l'allenatore, l'ambiente, è una squadra che non molla, una squadra che ha fame, che mette la cattiveria agonistica, che non è facile batterlo e non è facile che San Luca possa cedere le armi facilmente. Quindi, anche perché continua a fare i punti importanti per la sua no, salvezza. lo sta facendo, l'ho fatto ultimamente, diciamo che negli ultimi mese e mezzo, da quando comunque c'è anche Canonico, la squadra veramente ha trovato una vera identità e penso che comunque non sia per caso questo pareggio. Poi magari le immagini possono fare vedere azioni importanti o quantomeno, però io penso che oggi per fare risultato, a mio modo di vedere, per quello che ho visto in questa categoria, nella mia breve parentesi, la mia breve esperienza, scusami, vedo che il giorno di ritorno è un altro campionato e non vince sempre chi crea, però vince sempre chi sa soffrire di solito. Infatti, e quindi per me l'esempio questo è del Giarre che riesce a vincere una partita difficile in casa con la Cavese, una Cavese che è stata sicuramente padrona del campo, no? Perché magari il Giarre che ha sofferto a denti stretti con la Cavese, certo, a parti inverse la Cavese non sarebbe riuscita a farlo, quindi onore e merito anche a chi sa soffrire. Assolutamente, certo, certo. No, anche perché, scusami, sì, io aggiungo, anche nelle squadre di bassa classifica dietro c'è un grande lavoro, sono tutte società organizzate, squadre organizzate, si trovano con meno punti magari perché l'andazzo del campionato è quello, ma hanno tutti giocatori importanti, anche il Giarre, attaccanti come Arcidiacono, ha preso Giovanni Giuffrida in mezzo, quindi anche le squadre giù, sono giù in classifica comunque. Ma questa è la dimostrazione. Ci dimentichiamo che il Giarre oltre a Gudiac, certo, Cannavò, hanno tutti giocatori importanti, ma anche là c'è un lavoro dietro, un'organizzazione, certo non sono come il Lamezia, ma anche là è da rispettare, non sono io penso che ormai questa Serie D si chiama Serie D solo per nome, ma è a tutti gli effetti quasi una C2. Che non c'è più la C2, quindi a tutti gli effetti una C2 nascosta, né più né meno. Io mi sto divertendo. Anche perché quest'anno, vorrei aggiungere, mister, tu mi insegni, lo sai, per la prima volta il girone ha 20 squadre, sì, non è neanche a 18, certo, e quindi questo è ancora 5 campane nel girone, quindi tutto questo, una vecchia C2 veramente. Sì, perché mi sto divertendo a vedere le partite di D perché c'è tanto da vedere, c'è calcio. Tanta davvero, tecnica anche, studio, sì, tattico. ma anche a livello fisico, sono preparati, vedi giocatori importanti, io
mai come quest'anno sto vedendo Piacevole, partite di Serie D piacevole, molto piacevoli. assolutamente. Guardiamoci gli highlights. Gelbison San Luca 1-1. Ci aspettavamo, me compreso, una prestazione diversa, una partita diversa. Non siamo stati bravi probabilmente anche a prepararla, e di questa mi assumo io la responsabilità, e soprattutto a leggerla in campo. Abbiamo fatto diversi errori, siamo stati un po' lenti e macchinosi. È venuto fuori questo risultato che alla fine, per come è andata, ci premia anche. Tornassi indietro, questa volta farei qualcosa di diverso. Ho dato una risposta diversa domenica scorsa, col senno di poi, tornando indietro, probabilmente preparerei la partita diversamente. Salvo sicuramente il risultato, salvo la voglia per esempio di Pipolo di essere determinante, un giocatore che è stato tanto tempo fuori per scelta e che entra 10, 15, 20 minuti alla fine e vuole essere determinante e riesce ad essere determinante. Questo salvo, probabilmente quell'atteggiamento che ha avuto Simone non lo abbiamo avuto tutti, o almeno non l'abbiamo avuto tutti allo stesso livello. Cambia poco perché sapevamo di non poter vincere tutte le partite da poi alla fine, prima o poi sarebbe arrivato il pareggio, prima o poi, spero di no, arriverà una sconfitta. Cambia nel senso che la classifica si è accorciata, ma i punti sono ancora tanti. Se pensavamo di aver vinto il campionato e nessuno all'interno lo pensava, sbagliavamo. Se pensiamo di non averlo vinto adesso, sbaglieremo allo stesso modo. E parliamo di questo Paternò. Allora, da dove iniziamo? Che partita è stata domenica quella col Giarre? Una partita di Serie D, tra due squadre tatticamente ben organizzate. Avevamo studiato bene il Giarre, come il Giarre penso aveva studiato bene noi. Non ci ha concesso la nostra migliore arma, la profondità. È stata una partita a scacchi, forse probabilmente il primo tempo, vero? Sì, diciamo che siamo stati attenti entrambe le squadre a non concedere
niente l'una all'altra. Diciamo che noi più di loro abbiamo avuto 2 o 3 situazioni dove abbiamo sbagliato il gesto tecnico finale, però siamo arrivati vicini alla porta in 2 o 3 situazioni con dei fraseggi e delle situazioni che comunque abbiamo preparato in settimana. Il Giarre si è difeso bene, non ci dava profondità, ha giocato con 5 difensori schierati dietro. Secondo te era venuto per portare via almeno un punto? No, O se la voleva giocare fino all'ultimo? Questo sicuramente non sono io a dirlo, sicuramente è venuto con un sistema di gioco che nelle ultime 2 partite aveva portato 4 punti con Lamezia e Cavese, quindi penso che lo aspettavamo in questo modo, sapevamo che era questo, l'avevamo preparato in questo modo e siamo stati bravi e maturi soprattutto a sapere gestire la gara. Abbiamo fatto tanto possesso anche se sterili nella metacampo del Giarre il primo tempo, però ho detto ai ragazzi a fine primo tempo la strada giusta era quella, bisognava avere pazienza, non bisognava avere frenesia, perché questa partita l'avremmo vinta solo se non avremmo sbagliato nulla, perché entrambe le squadre il primo errore perdevano la partita. Hanno sbagliato prima loro, l'abbiamo vinta noi, e quindi va a merito ai ragazzi per l'approccio, per la concentrazione e per la maturità che hanno avuto nella gestione della gara. Con il Giarre che hai visto in campo, pensi che sia un Giarre che comunque può ancora agganciare la salvezza? Certo, il Giarre... Soprattutto quello visto nelle ultime 3-4 partite. Il Giarre è una squadra comunque in salute, è una squadra... Oggi io avevo Foderaro fuori, l'unica punta di riferimento Mascari, gli ultimi 10 minuti non ce la faceva più, non potevo cambiare, ho dovuto dire al ragazzo di stringere i denti, l'ha fatto in una maniera anche eccelsa. Il Giarre toglieva Budiac, Cannavò, Arcidiacono, Giannaula. È una panchina forte, pesante. Ma giocatori nella 3/4 come Arcidiacono per questa categoria penso che sia un lusso per tutti. Il Giarre ha una rosa, a mio modo di vedere, che deve salvarsi, può salvarsi e si salverà. Oggi mancava Giuffrida che è andato in panchina per un problema fisico, parliamo di giocatori che l'AD l'hanno vinta più di una volta, e quindi io sono sicuro e fiducioso che questo Giarre, visto anche oggi a Paternò, è una squadra che comunque ha un pensiero tattico, ha una forma, ha una quadra, e non è stato un caso se ha pareggiato con il Lamezia, ha battuto la Cavese. Beh, questo sicuro. Diciamo che abbiamo affrontato un Giarre nel miglior momento loro, 3 partite, 7 punti, di cui vittoria con Cavese e Portici, pareggio alla Lamezia. E allora merito vostro anche nella vittoria. E soprattutto 0 gol subiti, quindi a dimostrazione che questo modo di interpretare le gare sta facendo bene. L'umiltà di Alfio, Lucio, ci fa piacere, perché secondo me deve essere questa l'ideologia che deve avere un allenatore, però è anche vero che in questo caso giustamente il Giarre veniva da tanti risultati positivi, tu lo batti in casa 2-0, qualche merito anche di Alfio e del Paternò. Ma se tu guardi esiste. le partite della squadra di Alfio, quest'umiltà ce l'hanno tutti i giocatori. Sì, è vero, condivido. Io non posso, scusa se io ho visto quella là Giarre, sì. Notavo che in tutte le zone del campo dove c'era la palla c'erano 3 giocatori del Paternò e uno del Giarre. Sì, adotta un pressing impressionante. Ma quella è questione di mentalità. Chiaro. Devi essere bravo tu a inculcare certo. quella mentalità. Il tuo credo è quello e lo porti in campo. Poi umiltà, non c'è l'attaccante che sta là e si guarda la partita. L'attaccante dà una mano a tutti e viene dietro a dare una mano. Faccio un esempio così grosso. Alfio ha detto che il Giarre ce la può fare a salvarsi, secondo te? Ma io me lo auguro, anche perché tutti là abbiamo amici, ci sono persone che lavorano e poi ha una società importante, una città importante, ed è, voglio dire, una retrocessione del Giarre sarebbe un dramma, perché anche a livello di investimenti, certo. penso abbia investito notevoli investimenti, si è fatto sicuramente qualche errore, però alla fine ora hanno messo i mezzi per riparare un po' tutto, e gli ultimi risultati, certo, la sconfitta a Paternò, che comunque ci può stare c'è il Città di Aciriale però domenica, E là è un'altra partita, purtroppo ormai sono tutte partita finali, diventa tutte finali, e quindi là devi fare punti con chiunque. Ha iniziato a farlo, ha fatto punti con squadre importanti. Chiaro. E quindi non può guardare. Sarà una bella partita non puoi guardare, ormai Giarre, le partite vanno prossima. a diminuire, e quindi il campionato va a finire. Ogni punto è pesante. È pesante, devi farle con tutti, non devi guardare in faccia a nessuno. È vero. Guardiamoci il servizio. Paternò batte Giarre 2-0. Buon pomeriggio dallo stadio Falcone Borsellino. Siamo qui collegati per la 25esima giornata del campionato di Serie D. A confrontarsi sul campo ci sono il Paternò
e il Giarre. L'arbitro Fantozzi che dà proprio in questo momento l'avvio alla gara. La piana di prima intenzione, la zona di Puglisi contro un avversario, Puglisi si gira, cede il pallone alla piana, ecco la piana sta per entrare in aria, tiro di Arcidiacono, pallone però è preda di Latella, il quale esce un po' male. Basualdo per Visconti nella zona di Rizzo per Mascari, ancora Rizzo, tiro di Rizzo e palla che sfiora il montante Alessio Rizzo, pallone per Arcidiacono, tiro e Latella fa buona guardia in maniera plastica. Basualdo per Cangemi per Visconti al centro, pallone di testa di Basualdo e palla che finisce fuori. Basualdo per la piana, tiro, Cangemi che colpisce male, pallone in avanti dove c'è Bontempo, Musso, ecco il Giarre che tira, deviazione, calcio d'angolo. Palla lunghissima, pallone di testa e c'è il palo ma era fuori gioco. Basualdo al centro per Puglisi, fa girare palla il Paternò, pallone per Rizzo, vediamo cosa farà Rizzo, pallone al centro per la piana, tiro di testa e il gol del Paternò con Cangemi, bellissima azione del Paternò al 63esimo minuto di gioco con Cangemi, Paternò in vantaggio e c'è Puglisi per Rizzo, il Paternò può ripartire, Puglisi per la piana, ecco la piana, tiro e parata. Mascari alla meglio sul giocatore con Rizzo per Mascari, tiro di Mascari, palla che finisce il gol, il 2-0. Il Paternò trova il 2-0 sul Giarre, una bella azione innescata sempre da Rizzo. Mascari ha provato di prima, l'ha ribattuta, la palla che è andata a sbattere su Porcaro e che si sacca il gol. Paternò batte Giarre 2-0 e con questa partita possiamo dire, con questi 3 punti, che il Paternò raggiunge a febbraio la salvezza e dopo di questa sarà tutta discesa. Ma noi dobbiamo, per forza di cose, analizzare gli errori di oggi. Abbiamo fatto un buon primo tempo con l'atteggiamento giusto, con la voglia che avevamo dimostrato di avere nelle partite precedenti. Poi è normale che gli episodi condizionano le partite e gli errori li paghi a caro prezzo. Noi abbiamo commesso 2 ingenuità e praticamente ci hanno condizionato poi quello che è stato il risultato finale. Per quello che riguarda la prestazione, secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo tempo andare sotto 2-0 a Paternò contro una buona squadra sicuramente poi non viene facile a nessuno andarla a rimontare. Abbiamo cercato di mettere le forze fresche, abbiamo cercato di cambiare anche atteggiamento, però come dicevo prima il campionato non finisce qui, che dobbiamo continuare a lavorare per come stiamo facendo. Sono tutte partite difficili, lo sapevamo già. Da martedì cercheremo di preparare con la massima attenzione quella con la Cireale. Alfio, domenica prossima è la partita non facile a Licata, un Licata che tra l'altro torna da Portici con una sconfitta. Che partita sarà? Perché tra Licata e Paternò secondo me c'è un po' di somiglianza anche tattica, no? Di giocatori che giocano con un pressing continuo, motivazione fondamentale nel pre-partita, cioè caratteristiche che vedo molto anche nella tua squadra insieme a quella di Romano, e sarà una partita secondo me molto carica. Diciamo che il Licata è una squadra giovane, molto simile a Paternò sotto tanti punti di vista, sia per scelte e politica societaria e soprattutto perché come Paternò è una squadra che ha rinnovato la rosa in toto e quindi ha riniziato un progetto attraverso il direttore Martello e il mister. Infatti c'era molto scetticismo sul Licata di quest'anno, perché giustamente sono stati inseriti giocatori anche un po' sconosciuti. Ma guarda, scetticismo da parte mia non c'è mai stato, perché quando dietro le quinte la proprietà
che lavora, che si chiama Massimino, penso che non ci può essere scetticismo. Un direttore per la categoria Martello e allenatore Romano che questa categoria l'ha fatta ed è un veterano, penso che lo scetticismo poteva essere, a mio modo di vedere, che aveva scetticismo sull'Licata, penso che deve un po' rivedersi le proprie idee. Quindi, che poi la squadra era ringiovanito sicuramente, non aveva giocatori importanti come Cannavò, come Maltese, come Civilleri, aveva cambiato tanto, però diciamo che sembra una piazza blasonata, una piazza importante che doveva gente addetti ai lavori della categoria, quindi diciamo che simile a noi è questo, il ringiovanimento, la squadra giovane, una rosa nuova, però sicuramente il Licata è una squadra spensierata, una squadra che gioca bene al calcio. Io ricordo gli ultimi highlights che ho visto la partita con la Gelbison dove veramente aveva fatto bene bella partita, non con la Gelbison, una partita in casa, sì, con la Gelbison, che poi ha perso, perfetto. Che ha perso, poi e quindi poi gli episodi magari condannano una squadra, però sarà una partita difficile, come lo è stata all'andata, però noi al solito con la nostra umiltà e lo spirito battagliero andremo lì a cercare di fare il massimo, cercando le prestazioni per uscire indenni dal Dino Liotto, che è un altro campo difficile, caloroso, dove il pubblico e dove soprattutto il pubblico gli dà una grande mano, come a noi. Lucio, questa similitudine con il Paternò, il Licata secondo te ce l'ha allora? Sì, però all'inizio onestamente Alfio era una categoria che non aveva mai fatto, sì, anche se io ero sicuro delle sue prerogative e quello che poteva fare. Dall'altra parte c'è un allenatore navigato, quindi dall'altra parte c'era un po' di tranquillità in più. Poi chiaramente i risultati e l'andamento, Alfio ha fatto vedere che era alla pari di tutti gli altri allenatori blasonati, anzi ha avuto qualche idea in più nuova, ha portato cose nuove, quindi c'è questo, hanno in comune un grande pubblico, hanno in comune un blasone, è peccato non vederle almeno in Lega Pro. In Lega Pro, ma io penso che stanno programmando bene e chissà che fra qualche anno non li possiamo vedere. Io mi auguro con gli stessi allenatori che ci sono ora, perché anche dall'altra parte Pippetto è un amico, quindi mi auguro che possano fare bene. Categoria superiore. Condivido. Vediamo la vittoria del Portici 2-1 con il Licata di Pippo Romano. Bentrovati col campionato di Serie D, giunto alla 25esima giornata. In calendario la sfida tra Portici e Licata si gioca al San Ciro. Tana dei Campani, che nell'ultimo turno hanno visto rinviata la sfida con il San Luca, è stata invece una sconfitta per il Licata di mister Romano contro il Lamezia nell'ultima giornata. Partiamo col film del primo tempo, ci prova subito il Portici, un tentativo su calcio di punizione al 13esimo che si perde alto sul fondo. Al 22esimo Minacori allarga per Giordano, il pallone viene messo in mezzo, non arriva per poco Samaghe. 25esimo l'azione personale di Minagori, entra in area dalla destra, cerca il tentativo che però si perde sul fondo. Al minuto 40 Romano, dopo un triangolo con il compagno, va al tentativo senza impegnare severamente Truppo, ed è così che si conclude il primo tempo, a dir poco avaro di emozioni. Amici di Wii Sport, ancora 0-0 tra Portici e Licata e veramente poche occasioni sia da una parte che dall'altra. Partiamo col film della ripresa, 48esimo, Samaghe fa tutto da solo, resiste a un paio di cariche, va alla conclusione potente ma leggermente al lato. Al 50esimo i padroni di casa, traversone dalla sinistra per l'appuntamento sul secondo palo, dove arriva in ritardo un calciatore in maglia blu. Ancora il Portici, Maranzino prende la mira con il mancino, nemmeno troppo alta la conclusione. 64esimo, punizione messa in mezzo da Candiano, Minagori cerca la deviazione, manca di un niente il gol del vantaggio, gol che il Licata troverebbe poco dopo. Punizione sulla ribattuta, si fionda Gaccetta che gonfia la rete, ma incredibilmente la terna arbitrale decide di annullare per presunta posizione di fuorigioco. Rivediamo a rallenti le fasi finali allora dell'azione col tentativo di Gaccetta. Un difensore del Portici sembra proprio tenere tutti in gioco dall'altra parte, mentre il Licata protesta, attacca il Portici, tentativo di Romano deviato, conclusione che mette fuori gioco, fuori possibilità di intervento Truppo. È 1-0 dei Campani, che dunque passano nel corso del secondo tempo dopo aver avuto nemmeno troppe occasioni verso la porta siciliana. Attenzione perché invece si addormenta
finalmente il Portici in zona difensiva, ne approfitta il Licata, Samaghe fa tutto da solo, Samaghe mette all'indietro per Minacori, conclusione che si stampa sulla traversa, sfortunato il Licata che avrebbe tutto il merito di trovare il gol del pari, dall'altra parte però offende il Portici, il lancio per la corsa di Filogamo che salta anche Truppo, va al tentativo, viene respinto da Calaiò, sul secondo arriva il gol del Portici, o meglio viene decretata la seconda rete in favore dei padroni di casa campani, ma come vedremo a breve col nostro rallenti e col nostro fermo immagine il pallone si stampa proprio sulla linea e poi torna in campo. Subito il gol del 2-0, il Licata rischia di capitolare, ma la difesa siciliana chiude sul tentativo in area di rigore ad opera di Manfredotti, nuovamente i gialloblu dalla destra con Minacori, tentativo di tiro cross che non trova però nessuno all'appuntamento, ancora scatenato il solito calogero Minacori, mette in mezzo per Samaghe che prova a difendere la sfera, ancora una conclusione che sfiora il palo, il Licata non sembra avere la migliore giornata in zona offensiva, poi al 90esimo si guadagna il calcio di rigore del 2-1, lo segna Samaghe, ma non fa altro che aumentare i rimpianti per la formazione di mister Pippo Romano che torna con tante polemiche ma con 0 punti. E chiudiamo il discorso riguardante il campionato di Serie D con l'incontro Real Aversa 1925 e Castrovillari, che sono due squadre che sono secondo me difficili, perché o li incontri fuori o li incontri in casa, sono squadre che non mollano un centesimo, neanche se glielo paghi per 3. Allora, Real Aversa l'ho incontrato fuori casa. Hai vinto? Abbiamo vinto, sì. Però è una squadra che ha una guida tecnica secondo me competente e importante, perché è una squadra giovanissima, gioca con tanti under, fisicamente stanno bene, è una squadra che lotta, che pressa, che non si arrende mai. Noi, mi ricordo, vincevamo 0-3 all'87esimo, è finita 3-2 e hanno avuto anche la palla per il 3-3. Questo sta a dimostrare che è una squadra che nonostante in casa fosse sotto di 3 gol non ha mai mollato un centimetro, e questi sono meriti dell'allenatore, perché mi ha impressionato proprio quel modo di pressare, di andare in transizione, quel modo che aveva di andare ad aggredire la palla con tanti uomini, facendo densità, raddoppi, e quindi questa è una squadra difficile da affrontare per tutti e l'hanno dimostrato anche i risultati importanti fatti con le big. Il Castrovillari è una squadra che ha giocatori di categoria, abbiamo giocato lì mercoledì, sì, abbiamo portato un punto, infrasettimanale, abbiamo giocato 0-0, e soprattutto il Castrovillari in casa sicuramente il fattore campo non è un fattore poco incisivo, però sono due squadre che a mio modo di vedere entrambe alla fine riusciranno a salvarsi. Allora Alfio, adesso facciamo un po' il punto della situazione per quello che succederà dopo, perché le voci sono tantissime, il tuo campionato non è passato inosservato, penso che in società sono super contenti del tuo operato, credo che hai dimostrato sì, che era la prima volta che facevi il campionato di Serie D, ma quando ci sono idee il campo poi alla fine paga. Sei soddisfatto tu personalmente di tutto ciò? Sì, sono soddisfatto perché sicuramente diciamo che non era un compito facile. Paternò non è una piazza come tante altre e avere l'onore di essere alla guida di questa squadra ha degli oneri importanti. Noi fino ad oggi abbiamo dimostrato con il lavoro di essere stati con umiltà all'altezza di poter guidare questa squadra. Parlo di noi perché dietro a me c'è uno staff importante che non si vede mai dietro le telecamere, però giornalmente lavora, e ti posso garantire che lavora più quando non siamo nel campo che quando lo siamo. Immagino, perché la preparazione è fondamentale. Quindi questi meriti di questi ragazzi che H24 sono a disposizione della squadra, a disposizione mia, a disposizione di tutti, ognuno con gli argomenti per cui è chiamato a lavorare, e quindi diciamo che siamo stati fino ad oggi all'altezza. Le voci non ne sento, non ne conosco, io ho solo un obiettivo: continuare a fare il massimo per questa società, per fare bene, continuare a lavorare, poi a fine campionato ce ne sarà sicuramente la possibilità. Qua c'è un mister che stimo tanto,
prima per l'uomo e poi per quello che ha fatto. Tra poco voglio sentire anche il suo parere. E penso che lui, in qualità di allenatore che ha vinto anche tanto, può dire che un allenatore, l'obiettivo della stagione finale è la riconferma. Quando l'allenatore è riconfermato vuol dire che il lavoro fatto è stato preso dalla società. È vero. E quindi l'obiettivo che dobbiamo continuare noi a percorrere è quello per arrivare a questo, e poi da lì con il presidente, con la società si deciderà se fare ancora cose insieme, che quello è il mio auspicio comunque principale. Dobbiamo aggiungere qualcos'altro o ha raccontato per bene il tutto il nostro amico Alfio Torrisi? No, Alfio ha detto tutto quello là che doveva dire, molto, molto giusto. Io posso dire solo quello che mi auguro di vederlo ancora, di saltare qualche categoria come ha fatto fino ad ora, oppure è tutto per quello che ha fatto e nel suo diritto a avere una squadra e possa ambire, perché non ci dimentichiamo che gli allenatori non fanno miracoli, possono fare tanto ma non possono fare miracoli, quindi se dovesse rimanere a Paterno penso sia un suo diritto avere una squadra ancora più forte che possa permettere di ambire a traguardi ancora più importanti. Bene, abbiamo concluso il discorso riguardante il campionato di Serie D, adesso una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco parleremo del campionato di eccellenza. Eccoci rientrati, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo che la trasmissione Penalty va in onda ogni martedì alle 21 con la replica il mercoledì dopo le 23:30 e vi ricordo pure l'appuntamento del mercoledì e del giovedì sul canale 17 di 7 Gold con Penalty ore 13. L'approfondimento del giovedì, mentre il mercoledì l'appuntamento è dedicato principalmente alle immagini della domenica trascorsa. Chiaramente parleremo del campionato di eccellenza e anche del campionato di Serie D. Anche nel campionato di eccellenza si è giocata la sesta giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino per quanto riguarda i risultati del girone A. Parmonval batte Casteltermini 3-0, Agragas 2018 batte Monreale 3-0, Canicattì batte Cuspalermo 6-0, Don Carlo Misilmeri Pro Favara 1-1, Enna Calcio Mazzara 2-0, pareggio tra Nissa FC, Oratorio San Cile e San Giorgio, 2-2 per Mazzarese.2 e Castellammare, vittoria dell'Unitas Sciacca 2-0 contro la Dolce Onorio Marsala. In testa conferma ancora una volta per il Canicattì, al primo posto con 51 punti, 44 per la Don Carlo Misilmeri, 40 Agragas 2018, 38 punti Pro Favara, 34 Enna Calcio e Mazzarese.2, 31 Nissa FC e Castellammare, 30 punti per l'Unitas Sciacca e l'Oratorio San Cile e San Giorgio, 28 la Parmonval, 25 il Mazzara, 12 punti Casteltermini e Monreale, 11 Dolce Onorio Marsala, chiude la classifica il Cuspalermo con 8 punti. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 27 febbraio, eccolo qua il tabellino degli incontri: Cuspalermo Mazzarese.2, Castellammare Parmonval, Casteltermini Agragas 2018, Dolce Onorio Marsala Nissa FC, Don Carlo Misilmeri Canicattì, Mazzara Calcio Unitas Sciacca, Monreale Enna Calcio ed infine Pro Favara Oratorio San Ciro e San Giorgio. Alfio,
Una battuta subito su questo Canicattì. È fatta ormai, finalmente. È arrivata la stagione per questo Canicattì proiettata per la Serie D? Ma io presumo di sì. Sotto questo punto di vista bisogna dare meriti comunque alla società, al direttore, perché hanno la scelta sulla guida tecnica è caduta su un giovane, Lillo Bonfatto, di Canicattì stesso, dove oltre alla sua preparazione tecnica e tattica, magari se dato il posto a quella voglia, quella fame in più di dimostrare, scetticismo ce n'era tanto anche su di lui. È vero. Perché non ci ricordiamo che la banchina del Canicattì l'anno scorso veniva affidata al mister Romano, che adesso è allegata, quindi sai, essere poi pronto a sostituire un allenatore del blasone del genere non è mai facile. E quindi sono contento per Lillo, perché non ci conosciamo bene, però in qualche corso, in qualche webinar siamo stati in aula insieme, vedo che è uno che si aggiorna, che studia tanto e sta riuscendo a gestire anche giocatori importanti, di un calibro importante. Tutti giocatori vincenti, tra l'altro nelle passate stagioni. Pettinato e quant'altro, quindi alla lunga il Canicattì vincerà il campionato, ne sono certo, mi sbilancio su questo, e questo fa bene un po' al calcio, perché fa capire che ogni tanto la meritocrazia esiste, e qualcuno che magari è stato in ombra può dimostrare che attraverso la fame e il lavoro quotidiano può vincere. Sicuramente la Don Carlo ha fatto investimenti ancora più importanti, a un allenatore che ha fatto anche la D, preparato come Utro, però magari sta pagando il non aver iniziato con Utro, è subentrato, quindi ha pagato magari qualche punto iniziale, fermo restando che poi c'è lo Scià che sta facendo un campionato, Lenna male purtroppo anche quest'anno, adesso è andato Pippostrano, ma deve recuperare è arrivato in un momento difficile, partite mercoledì, domenica, e poi un allenatore che subentra sappiamo che non è mai facile, a maggior ragione quando giochi ogni 3 giorni. Lenna, come l'anno scorso, ha fatto anche quest'anno investimenti importanti, però per una serie di vicissitudini che sicuramente non sono io all'interno, non posso giudicare, anche quest'anno come l'anno scorso si trova attardata alla prima in classifica. Sperando di rientrare sempre nel novero dei playoff. Su Lillo Bonfatto volevo sentire anche il parere di Lucio Tosto, presidente AIAC di Catania. Ma sai, quando ci sono giovani come Alfio, come Lillo Bonfatto, noi dell'AIAC siamo molto felici, perché la politica è quella. È giusto che ci siano gli allenatori d'esperienza, perché possono trasmettere qualcosa sicuramente, però il calcio è dei giovani, quindi anche perché portano delle idee nuove, sì, sono innovativi. Mi allaccio a quello che ha detto Alfio, dietro un'impresa come quella là del Canicattì, che era anche ora, perché anche altri anni ha investito tanto, ci sono anche degli errori da parte di altre società, e quindi quest'anno tutte e due cose faranno sicuramente in modo che il Canicattì arrivi alla meta. Ci sono stati errori da parte della Nissa, anche a livello societario, dell'Agragas. E poi alla fine paghi. Che poi paghi anche dell'Enna stesso, perché quando è in corsa cambia allenatore, cambia, come lo stesso discorso che abbiamo fatto sulle squadre catanesi, cioè del catanese, diciamo, come Biancavilla della Serie D. Ci sono degli errori di altre società che il Canicattì non ha fatto, e quindi chi sbaglia meno nel calcio, come durante la partita, nei campionati va. Guardiamoci la sonante vittoria 6-0 del Canicattì contro il CUS Palermo. Dal Saraceno di Ravanusa si gioca a porte chiuse la 21esima giornata del campionato di eccellenza. La capolista Canicattì ospita il CUS Palermo. È un testacoda per il raggruppamento A. Infatti i padroni di casa nell'ultimo turno hanno vinto contro il Castellammare per 2-0, confermando la loro leadership. All'ultimo posto invece il CUS Palermo, dopo la sconfitta per 4-0 contro la Don Carlo Misilmeri. Partiamo col film del primo tempo, prima chance offensiva al 13° ed è del Canicattì. Scambio sulla destra tra Iraci e Cadernicchia, il pallone viene messo in mezzo, dove sul secondo palo arriva il gol di Pietro Morana, subito avanti la capolista con la firma del proprio numero 10, che sfrutta al meglio l'assist di Benny Iraci. Al 18° arriva la doppietta del classe 2002, lancio in avanti, lui scavalca il portiere col sombrero, stoppa di petto con tutta calma, trova il raddoppio, 2-0 del Canicattì nel giro di 5 minuti. La firma ancora una volta è di Pietro Morana. 25°, Tedesco scappa a sinistra, prova a mettere il traversone sul secondo palo, dove ci sarebbe Benny
Benny Irashi, un po' troppo lungo però il tentativo di cross da parte del terzino di mister Bonfatto. Ancora in avanti il Canicattì, sempre l'azione a sinistra, si sviluppa benissimo, può arrivare il cross all'indietro per la conclusione che termina alta sopra la traversa. Al 25esimo ancora una volta i padroni di casa, cross sul secondo palo da calcio d'angolo, arriva alla fine in area il tocco di Prezzabile che viene lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia del CUS Palermo. Troppo facile per questo Canicattì continuare a spingere, sussulto invece per il CUS Palermo con l'azione da calcio d'angolo. Barbagallo chiude tutto e poi si divora la formazione ospite, l'occasione per il possibile 3-1 al 38esimo. Invece il pallone finisce a sinistra, messo in mezzo ancora per Pietro Morana che chiude al meglio una giornata stratosferica e sono passati solamente 36 minuti di gioco e già tripletta per lui. È 4-0 per il Canicattì. Al 42esimo ancora il Canicattì riconquista il pallone sulla tre quarti, la sfera sul destro di Benny Irashi, sempre famelico stavolta il portiere, respinge però in calcio d'angolo. Al 45esimo il Canicattì non sembra sazio, scambio in area di rigore con Irashi che prova a passare sul portiere, De Maria che lo tocca, calcio di rigore. Il Canicattì può trovare il quinto gol di giornata, è proprio il numero 7 a presentarsi agli 11 metri. Parte Irashi, destro potente, perfetto come sempre, e il gol del 5-0 della capolista Canicattì in una sfida che sicuramente ha davvero poco da dire per tutto quello che succederà nel secondo tempo. Si riparte ovviamente con il Canicattì che prova ancora a spingere dalla sinistra, Tedesco prova a passare il pallone, gli torna tra i piedi, il suo tentativo di esterno termina sopra la traversa. Nel frattempo sono stati tanti i cambi per mister Bonfatto tra primo e secondo tempo, dentro Padovani e Di Mercurio che rilevano Irashi e Pettinato. Poco dopo ci sarà il turno di Biondo e Toledo per Privitera e Tedesco, infine anche Scopelliti per Prezzabile. Al 63esimo però cerca gloria il CUS Palermo che riconquista il pallone, cerca una conclusione che si perde debolmente tra le braccia del portiere Barbagallo. Ancora il CUS Palermo in area di rigore, cerca di trovare quantomeno il gol della bandiera, non riesce però a farlo per questione di centimetri, riparte in contropiede invece il Canicattì che ha tantissimo spazio tra il neoentrato Selin Padovani, si presenta a tu per tu col portiere, piattone preciso, c'è il tocco di De Maria che però non può fermare il 6-0 del Canicattì che trova ancora una volta la rete. Di lì a poco il triplice fischio e sarà festa doppia per il Canicattì che non solo vince per 6-0 col CUS Palermo e conserva il primo posto, ma allunga nel frattempo sulla Don Carlo Misilmeri che viene fermata dal Pro Favara. Poc'anzi abbiamo parlato della Don Carlo Misilmeri che certamente è la diretta concorrente alla vittoria finale attualmente del Canicattì. Un gruppo, quello di Utro, che comunque i punti li fa. Certamente il pareggio in casa contro il Pro Favara potrebbe sembrare un passo indietro, però è anche vero che sto Pro Favara sta dimostrando pian pianino, domenica dopo domenica, che comunque ci sta anche lui nella corsa quantomeno ad una buona posizione dei playoff. Sì, i risultati dicono questo. Perché andare a pareggiare contro la Don Carlo, in casa della Don Carlo, non è mai facile, eh? Lo so, però io penso che alla fine i campionati li vince chi sbaglia meno con le squadre di bassa classifica. La Don Carlo sicuramente avrà avuto una partita difficile, però di pareggi con queste squadre ne ha fatte abbastanza e questa è la differenza, poi i punti con il Canicattì. Come diceva il mister, sicuramente è difficile la griglia playoff perché Agregas, che adesso è dato Terranova, un allenatore sicuramente competente, di categoria, un grande lavoratore sul campo, poi c'è la Nissa, poi c'è la Don Carlo Misilmeri stesso, la Mazzarese, c'è l'Enna. Dico, la differenza quest'anno fra il girone A e il girone B è veramente non ne enorme. Parliamo perché sennò quindi, dovremmo aprire una trasmissione. Però questo equilibrio poi porta a continua apertura a squadre che possono benissimo inserirsi nella lotta playoff. Certo. Guardiamoci il servizio, pareggio tra Don Carlo Misilmeri e Pro Favara. Tiscione chiama, Gioffrida risponde. Finisce in parità il big match della 21esima giornata del campionato di eccellenza Girone A tra Don Carlo Misilmeri e Pro Favara. La partita inizia su ritmi bassi con una lunga fase di studio tra le due squadre. Il primo tentativo è del Favara a metà del primo tempo con un colpo di testa di King sugli sviluppi di una punizione. Giuliano mette in calcio d'angolo. La risposta del Misilmeri arriva con Pippo Tiscione, prima con un tiro debole che Sendin blocca in due tempi, poi un tentativo da posizione defilata che termina sopra la traversa.
Gli uomini di Mister Tudisco si fanno vedere anche nel finale della prima frazione con il colpo di testa di Bamba su cross di Passagüe, ma la palla non inquadra lo specchio della porta. Nel secondo tempo parte bene il Favara che ha subito una chance con Gambino, ma sul ribaltamento di fronte il Misilmeri passa in vantaggio. Con Cialdi serve Cerniglia, cross in mezzo che arriva sui piedi di Pippo Tiscione che non sbaglia. Per il numero 4 biancorosso è il sesto gol stagionale. La partita si complica al 13° minuto del secondo tempo, quando Miceli, già ammonito, riceve il secondo giallo. È cartellino rosso. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra di Mister Utro continua ad attaccare e va vicino al gol con Giuliano. Sendin blocca. Dopo un tentativo di Passagüe con la palla che termina al lato, il Misilmeri torna in avanti e con Tiscione non riesce a concretizzare la palla gol per il possibile 2-0. Nel finale, i biancorossi provano a stringere i denti in 10 uomini. Dopo un colpo di testa di Fragapane, il Misilmeri capitola a 3 minuti dalla fine con un tiro dalla distanza di Giuffrida, che batte Zummo. Nel finale, la formazione favarese colpisce anche una traversa con il tiro dal limite dell'area di Camilleri. Finisce 1-1 con la Don Carlo che sale a quota 44 punti in classifica e centra il 14° risultato utile di fila. Tra 7 giorni arriva il Canicattì. Chiudiamo questo girone A del campionato di eccellenza facendo anche un pronostico con i miei ospiti di questa puntata. Allora, abbiamo detto che il Canicattì ha mezzo piede, forse anche un piede in Serie D, ma non lo possiamo dire per una questione anche etica, mentre invece la griglia dei playoff, proprio perché è un girone A certamente ingarbugliato, io credo che si potrà risolvere, non dico a fine mese, ma probabilmente già con gli scontri diretti del mese di marzo. Sicuramente il mese di marzo sarà il mese della verità. Chi deve entrare nei playoff deve entrarci in questo mese, perché poi alla fine ci può essere anche il discorso dei punti, della distanza fra la seconda e fra la quinta, quindi bisogna stare attenti. Io penso che poi in quelle partite si annulla tutto. Poi... Tra l'altro attualmente sono 10 i punti di distacco dalla Don Carlo Misilmeri all'Ena Calcio, quindi è veramente anche questa cosa dei punti può incidere. Certo, no, incide, è come se incide, però io dico che poi alla fine questi playoff verranno disputati dalle squadre che lotteranno fino alla fine e non abbattendosi nei momenti di difficoltà. Io penso che l'Enna con la guida tecnica di Strano trasmetterà la sua fame, la sua voglia, la sua grinta, e quindi l'Enna io penso che è una squadra che entrerà nei playoff, ne sono convinto, sia per il valore tecnico del proprio allenatore sia anche per il valore della rosa. L'Agregas secondo me se la giocherà e ci riuscirà anche. La Don Carlo, se dovesse arrivare prima il Canicattì e entrare nei playoff, e poi un altro posto se lo giocheranno gli altri. Insomma, questa cosa qui ci mette anche un po' di felicità, perché ci renderemo conto che ogni partita sarà veramente uno spettacolo, che no? Con tutti i problemi che ha avuto quest'anno se la può giocare fino alla fine per non entrare mi hai ai detto playoff. però la squadra che ce la può fare ai playoff, chi è? Ma no, ma lì guarda, poi è un ternallotto, poi c'è il fattore campo, c'è il discorso dei due risultati, quindi poi magari uno sulla carta pensa che la Don Carlo arrivando seconda ha più possibilità, e poi alla fine infatti, è meglio. Sono delle partite dove secondo me la mente fa la differenza, per certe cose poi se sei abituato a vincere continui a vincere, che non sei abituato difficilmente riesci a vincere a spese di chi ha vinto. Lucio, non si è sbilanciato mister Alfio Torrisi, ti sbilanci un po' tu? No, ma sbilanciarsi in questo momento diciamo che... È prematuro ancora allora? È prematuro, però lui ha puntualizzato sull'aspetto tecnico, io invece vado sull'aspetto dirigenziale, perché di solito... Che è fondamentale. Che è fondamentale, di solito a quello che ha detto lui sulla questione tecnica va anche messo vicino il fatto delle società serie, quando ci sono delle società sane e serie, che sicuramente sono quelle là che poi ti portano a fare i playoff e magari a vincere. Quindi in questo momento tu sai benissimo che gli ultimi mesi sono i mesi dove vengono a mancare anche i rimborsi spese, e quindi quella è una cosa molto importante. Incide sull'umore. Incide anche quello là, quindi penso che alla fine giochi molto il fatto di avere una società alle spalle che anche tutela, al di là dell'aspetto tecnico, che anche tutela l'allenatore nei momenti più brutti, e che supporti i giocatori anche da quel punto di vista economico, che alla fine è molto importante. Certamente.
Abbiamo concluso anche sul girone A del campionato di eccellenza. Prima di parlare del girone B, ma soprattutto prima di parlare dell'AIAC, Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che è presente qui all'interno della nostra trasmissione ogni mese, volevo congedare la presenza di Alfio Torisi, ringraziarlo, augurargli tanta fortuna e anche tante possibilità in più per una sua crescita professionale. Ettore, grazie delle belle parole. Io sono stato onorato di essere qui presente in trasmissione, soprattutto ho avuto l'onore e il piacere di avere accanto il mister Lucio Tosto, che ribadisco la stima e la benevolenza che ho nei suoi confronti. Ci confrontiamo tanto, lo chiamo, ci sentiamo stesso, prendo consigli. I confronti aiutano sempre. Prendo consigli da una persona che ho tanta stima, non solo tecnici, anche umani, che per me sono fondamentali nel mio percorso di crescita, e quindi l'onore è stato mio. Complimenti ancora per la trasmissione. Grazie, e una buona serata a tutti. Grazie. Tu non scappare, Lucio, perché devi parlare sia dell'AIAC e poi soprattutto presentare il nostro ospite che verrà a rappresentare l'AIAC in questa puntata mensile dell'associazione. Noi ci fermiamo, brevissima pausa pubblicitaria, sarà ancora penalty tra pochissimo. Ho cercato il gol. L'Italia siamo noi, siamo l'Italia che continuerà a vincere. Siamo l'Italia che non ha dubbi nel fare il vaccino. E che anche in vacanza può fare la scelta giusta. In cui ognuno di noi può fare qualcosa per gli altri. Siamo l'Italia che ha fiducia nella scienza. Facciamo il vaccino? Per te, per me, per tutti noi. Ma rispettiamo ancora le regole di comportamento. Con il vaccino vinciamo insieme. La vita che volevo tutta qui. Riprendiamoci il gusto del futuro. Molti sogni per arrivare qui. Eccoci rientrati in studio dopo il brevissimo spazio pubblicitario. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo che siamo in onda il martedì sera alle 21 sul canale 78, però è anche vero che stiamo traghettando pian pianino verso il doppio appuntamento settimanale del mercoledì e del giovedì sul canale 17 di 7 Gold a partire dalle ore 13. Ospite di questa trasmissione Lucio Tosto, presidente AIAC di Catania. Prima di parlare del girone B del campionato di eccellenza, parliamo dell'ospitata fissa all'interno della nostra trasmissione dell'associazione. Allora, Lucio, cosa bolle in pentola nella prospettiva di questo interessantissimo marzo tecnico 2022? Allora, intanto espletati quelli che sono gli adempimenti di inizio anno, che sono l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, abbiamo iniziato a girare per le scuole calcio, no? Per le società, andare a trovare gli allenatori. E finalmente sono ritornati in campo le scuole calcio, con il Covid si erano anche pure fermati. E noi quest'anno con un occhio particolare per le società che operano in ambienti un po' così, un po' difficili, no? Dove gli allenatori fanno anche un lavoro anche sul sociale. Noi siamo già stati come prima visita a San Giorgio, tra l'altro dove ci lavora un nostro consigliere Faro, Angelo, e quindi siamo andati a trovare questi allenatori, ascoltando le difficoltà che ci sono in questi quartieri dove fanno un grandissimo lavoro, ripeto, e niente. Poi l'altra cosa che stiamo accendendo i riflettori sono su alcune irregolarità che purtroppo ci sono sempre state, ce ne sono sempre di meno fortunatamente, su situazioni di allenatori magari che vanno in panchina non avendo tutti tutto a posto per quanto riguarda tesseramenti e cose varie, magari allenatori che sono stati esonerati da altre società e allenano in settimana. Diciamo che finalmente c'è un controllo sul territorio? C'è un controllo, stiamo girando, stiamo cercando di evitare tutte queste cose qua, ce ne sono molto meno degli altri anni, però qualcosa ancora c'è, noi siamo là per questo, siamo anche là per controllare che tutto vada bene, non siamo delle forze dell'ordine per carità, però sicuramente noi dobbiamo segnalare eventuali... Anche perché le regole vanno rispettate.
regole vanno rispettate, anche perché per un allenatore che viene esonerato ci sono altri allenatori che sono fermi ed è giusto che vengano chiamati loro e che non venga chiamato un allenatore che già, perché non ci scordiamo che gli allenatori possono avere un solo tesseramento all'anno, quindi una volta che vengono esonerati si dimettono, devono stare tranquillamente fermi, si aggiornano in quei mesi e danno spazio ad altri. D'altra parte firmando conoscono le regole. Oggi così viene qua un nostro referente che è Ignazio Orefici, uno dei nostri, un amico di penalty, un amico, un allenatore. Personalmente giocavamo nell'82 nella stessa squadra di promozione. Io l'ho pure allenato, figurati. Quindi un amico per me è anche un collaboratore molto ma molto importante, perché è referente della zona pedemontana e quindi lui diciamo c'è una zona abbastanza vasta e quindi va a sovrintendere tanti allenatori di quella zona, e quindi il nostro punto di riferimento là è un ragazzo, è un allenatore, un mio collaboratore che lavora molto nell'ombra, e come ho detto sempre l'anno scorso, che grazie a te ci ha dato questo spazio mensile, a me piace ogni mese portare qua uno di questi collaboratori che lavora tantissimo per l'AIAC e che non ha la vetrina magari che ho io, che vengo invitato in tante trasmissioni. È vero, questa è una cosa interessante. Ci sarà Ignazio certo. Orefice che parlerà dell'AIAC e di alcune iniziative che avremo in quest'anno, ma ripeto, ne parlerà lui. Benissimo, allora ti congedo, grazie per essere stato con noi all'interno soprattutto della prima parte della nostra trasmissione parlando di Serie D, di cui tu sei comunque un profondo conoscitore. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Ma sai, ripeto... E mi piace il fatto che tu dica che effettivamente quest'anno il campionato di Serie D è molto interessante. Sì, io l'ho fatta qualche anno, però era un'altra Serie D. Quest'anno mi sto divertendo, giro a guardare le partite di Serie D, a parte che sono tante, tipo domenica prossima ci sarà una bellissima partita che sarà Giarre, che è un derby storico, che forse... Lo vedrai chiaramente. Spero di vederlo, Giarre Cireale, quindi dove in questa Serie D di quest'anno davvero c'è tanto di tecnico, c'è tanto di tattico, e quindi davvero è piacevole vedere le partite di Serie D. Infatti invito tutti ad andare a riempire questi stadi, perché davvero fa piacere. Domenica scorsa anche a Paternò c'era tanto pubblico, e ad Acireale che gioca da Cent'Antonio c'era tanto pubblico, quindi vedo che non è solo un'idea mia, ma vedo che la gente si sta entusiasmando. Beh, d'altra parte lo abbiamo detto, questa Serie D di quest'anno è sempre più vicina alla vecchia Lega Pro di Serie C2. Sì, il livello è molto alto, ci sono gli scontri tra città importanti, capoluoghi di provincia, quindi è molto bello, anzi invito tutti ad andare a vedere queste partite, perché davvero c'è tanto da vedere. Grazie a Lucio, alla prossima. Grazie a te Ettore per l'invito. Bene, un altro stacco pubblicitario brevissimo e tra poco con noi Ignazio Orefice dell'AIAC. Rieccoci insieme, telespettatori di Gold 78, rieccoci con penalty, tutto il calcio dilettantistico dal campionato di Serie D al campionato di prima categoria. Questa seconda parte viene inaugurata dalla presenza di Ignazio Orefice, l'abbiamo già anticipata questa notizia con la presenza di Lucio Tosto, il presidente AIAC di Catania. Sarà lui a parlarci di quest'AIAC che è in continua evoluzione. Ciao Ignazio, ben trovato per intanto. Grazie per essere qui di nuovo. Sì, in effetti l'AIAC è un po' un'associazione in movimento, con molte idee. Si è cominciato qualche anno fa con il presidente precedente, si sta continuando con Lucio, che è un presidente giovane con molte idee, ha voluto molti collaboratori vicino a sé, ci ha dato un indirizzo. E cerchiamo di lavorare per il bene di questa associazione. Tra l'altro Lucio sottolineava la tua presenza in un ambiente, in una zona pedemontana dove le difficoltà esistono, no?
Io ho una zona che è molto vasta perché la mia zona si estende da Paternò, Biancavilla, Bronte e poi dall'altro lato nei paesi della fascia etnea come Randazzo, Linguaglossa. Dove certamente le strutture non sono eccezionali. Si lavora tra mille difficoltà, si è lontani dalla città, si è lontani da magari confronti con altre strutture, con altre realtà, però ti posso assicurare che ci sono allenatori che si spendono giornalmente. Immagino. Con i ragazzini, ci sono miei colleghi che agiscono molto sul sociale, ancor prima di trattare i ragazzi come piccoli calciatori. Ignazio, quindi un Ajax che non è soltanto aspetto tecnico, ma aspetto anche ludico, organizzativo, di studio e di ricerca. Allora, l'Ajax è chiaramente un'associazione molto importante perché è il nostro sindacato di categoria. Certo. Abbiamo i nostri obblighi, ma abbiamo raggiunto anche importanti obiettivi sotto l'aspetto del riconoscimento dei diritti, fondi di garanzia, piuttosto che il riconoscimento del secondo in panchina, adesso del preparatore dei portieri, insomma una serie di obiettivi importanti che non sono così scontati. Bisogna lottare per averli, per lottare bisogna avere i numeri, chiaro, che sono importanti, e con i numeri ti puoi sedere al tavolo delle trattative e dire la tua, farti rispettare, tra virgolette, ma tanta Ajax è quella invece del settore giovanile dei piccoli, dove è importante guardare prima ancora dell'aspetto tecnico, dell'aspetto tattico, che è precipuo delle prime squadre, dei settori giovanili grandi, come può essere la Juniores, guardare l'aspetto sociale. Chiaro. Quindi il ragazzino è un bimbo che va guardato e curato nella sua crescita personale. E volentieri la figura dell'allenatore non è molto adatta Loretta, in certi ambienti. Loretta che sta al campo è un'Oretta sicuramente guardata, curata, dove il ragazzino viene salvaguardato da altro che sta all'esterno, e la speranza è che prima di tutto possa diventare un buon cittadino. Chiaro. Quindi socializza, sta insieme agli altri, sottostà a delle regole che sono per adesso di calcistiche, tra virgolette, ma diventeranno regole di vivere sociale, e poi probabilmente qualcuno di questi diventerà calciatore, chi lo sa. Ci può anche stare, non è quello si lavora principale. Si lavora anche per quello, ma non è sicuramente l'obiettivo principale. Certo. Bene, l'Ajax ritornerà chiaramente il prossimo mese per raccontarsi e raccontare quelle che sono le iniziative. Per esempio so che è in preparazione un'iniziativa interessante proprio nella zona pedemontana che tu dirigi. Sì, ci sono in previsione degli incontri con gli allenatori di quella zona. Lo abbiamo già fatto alla fine dello scorso anno, abbiamo avuto un incontro ad Adrano presso una struttura, ne abbiamo avuto uno a Linguaglossa presso un'altra struttura. Gireremo ancora, cercheremo di andare su Bronte, cercheremo di andare, adesso ce n'è una a brevissimo a Paternò, quindi siamo in movimento, andiamo a trovare i nostri colleghi, cerchiamo di ascoltare quali sono le problematiche, se ci sono delle proposte siamo pronti a metterle per iscritto. Bene. E portarle nelle sedi opportune, perché ogni proposta, anche la più semplice, quella che sembra la più banale, poi invece celare dentro una proposta, aiutare tutto il movimento. Aiutare il movimento sicuramente. Perfetto, adesso parliamo di calcio giocato, lo facciamo subito parlando del girone B del campionato di eccellenza. Domenica si è giocata la sesta giornata di ritorno, eccolo qua il tabellino dei risultati. Città di Taormina batte Virtus Ispica 2020 2-1, Ionica FC batte Acicatena 2-0, Città di Viagrande Santa Croce 2-2, Città di Siracusa batte Nebros 2-1, Ragusa Calcio batte Atletico Catania 4-0, IGE 1946 batte Real Siracusa Belvedere 1-0, Carlentini batte Palazzolo 4-1.
In classifica continua il gruppo di testa a pilotare questa stagione nel girone B del campionato di eccellenza. Stiamo parlando dell'Igea 1946, della Ionica FC e parliamo anche del Ragusa Calcio, che attualmente è attardato soprattutto perché deve ancora recuperare una partita. Ma guardiamo la classifica. Igea 1946, 48 punti, 47 per la Ionica FC, 45 per il Ragusa Calcio, 33 punti il Carlentini, 29 Città di Taormina, 28 Città di Siracusa, 27 Nebros, 19 Palazzolo, con 18 la Cicatena, 16 punti Virtus Ispica 2020, 15 Real Siracusa e Belvedere, 12 punti il Santa Croce, 10 punti Città di Viagrande, chiude la classifica l'Atletico Catania con -2. Tutti di nuovo in campo domenica prossima, domenica 27 di febbraio, eccolo qua il tabellino degli incontri: Carlentini a Cicatena, Città di Siracusa Atletico Catania, Igea 1946 Città di Taormina, Ionica FC Real Siracusa Belvedere, Nebros Città di Viagrande, Santa Croce Palazzolo, riposeranno Ragusa Calcio e Virtus Ispica 2020. Se poc'anzi abbiamo parlato di un girone A di eccellenza certamente ingarbugliato, interessante e probabilmente sino all'ultimo tutto è ancora aperto, nel girone B probabilmente soltanto le 3 squadre di testa stanno tenendo vivo l'interesse di questa stagione. Che ne pensi? Intanto il fatto che 2 squadre siano state poi alla fine defenestrate, parliamo dell'Aci Sant'Antonio e della Sicula Leonzio, certamente ha un po' penalizzato il percorso normale della stagione, però è anche vero che le differenze tra società esistono. 3 squadre in questo momento sono certamente le più organizzate per fare il salto di categoria, perché penso che attualmente il gioco è ormai a 3. Sicuramente a 3, ma il discorso è un po' più ampio. Questo girone B è già da qualche anno che palesa difficoltà. Io mi ricordo già quello dell'anno scorso, alla fine poi il girone di ritorno, il post-Covid è veramente diventato... sì, ma se l'anno scorso c'era il Covid, quest'anno il Covid è stato un po'... Adesso invece... a differenza sempre del girone A, che invece è sempre combattuto, con società che si attrezzano all'inizio e arrivano fino alla fine. Qua invece da qualche annetto si verificano queste defiance, insomma, che poi falsano un po' il campionato. Notevolmente. Le 3 di testa sono un'altra storia, l'avevamo già detto la scorsa volta quando era stato ospite qui. L'Igea aveva un passo in più e lo ha dimostrato e lo sta continuando a dimostrare. L'FC Ionica è una piccola società ma con una grandissima crescita, con una grande organizzazione dietro. È un campo bellissimo. Un campo bellissimo, società strutturata. E poi c'è questo Ragusa. E poi Ragusa, ma... Tradizione, blasone, volontà, però, determinazione. In questo giorno c'è anche il Siracusa, però... Troppo attardato. Ormai attardato, credo che sarà un giochino a 3, ci sono i 10 punti di distacco, poi non si faranno altri playoff, quindi... io Ragusa credo che tra l'altro farà la finale di Coppa. Ed è un'altra strada per... un po' più tortuosa. Un po' più tortuosa, che però con un pochino di fortuna potrebbe anche portarti a un salto di categoria. Abbiamo detto della Ionica FC che tra la sorpresa generale tenterà il grande salto verso la Serie D, ma sottolineiamo, come lo ha già fatto Ignazio Refice, la stagione straordinaria di Filippo Raciti, no? Portare una squadra in finale di Coppa e soprattutto continuare a sperare nel vincere il girone. Sono meriti chiaramente, intanto hanno una partita da recuperare che li può portare in testa praticamente, e quindi giocarsela fino alla fine per il primo posto in assoluto. E poi intanto è la Coppa Italia è un'altra bella vetrina, sarebbe un titolo importante, ti può portare, anche se per strade tortuose, anche quella alla Serie D. Sono attrezzati, stanno facendo bene. E poi c'è una città che spinge perché ha fame di calcio, ha fame di tornare in posti più consoni, tanti anni di Serie D, la C, insomma è importante. Bene, vedremo cosa succederà, a partire chiaramente anche dai prossimi scontri diretti, che saranno certamente le partite più importanti tra marzo e aprile. E adesso voltiamo pagina perché parliamo subito del campionato di promozione e lo facciamo con il girone A.
quarta giornata in questo girone A, subito i risultati. Partinica Audace che perde in casa 2-0 con l'Alba Alcamo, vittoria della Folgore Castelvetrano 2-0 con il Fulgatore, Casteldaccia batte Camarat 2-0, vittoria fuori casa importante del Raffadali 2018 contro il Lascari Cefalù 2-1, Super Giovane Castelbuono batte Città di San Vitolo Capo 1-0, Gangi batte Villabate 1-0, vittoria fuori casa anche per il Resultana San Lorenzo. In testa conferma per quanto riguarda la squadra palermitana del Resultana San Lorenzo, al primo posto con 40 punti, 36 Casteldaccia, 32 Folgore Castelvetrano e Raffadali 2018, 30 punti Cefalù Lascari ed il Gangi, 27 punti per Fulgatore ed Alba Alcamo, 18 Città di San Vitolo Capo, 17 punti per il Città di Carini, 14 Partinica Audace, 12 Camarat, 11 punti Villabate, chiude la classifica Super Giovane Castelbuono con 10 punti. Beh, la griglia playoff è interessante, Raffadali che avanza, Casteldaccia che non molla, Resultana San Lorenzo che conferma di essere leader, però girone, deve guardarsi le spalle. Sì, è un bel girone, io mi ricordo di squadre che erano nel vecchio girone di promozione e la caratteristica di queste squadre è di giocare a calcio, cioè mettersi in campo e provare a fare un buon calcio. Sono allenatori e anche lì mi pare che sia un giovane che sta guidando al vertice questa squadra, la Resultana. E poi c'è la vecchia volpe Giovanni Falsone, no? Del Raffadali, che ha tirato fuori ancora una volta la determinazione per tirare dal cilindro questo Raffadali che Giovanni potrebbe è un allenatore molto esperto, conosce i campionati li ha vinti, non solo in promozione, ha fatto le categorie, uno bravo e preparato, e poi in quella zona lui ha fatto sempre bene. Certamente vedremo tutto quello che succederà nelle prossime domeniche. Per intanto ci piace capire che comunque questo girone A è certamente molto interessante. E adesso parliamo del girone B. Anche qui quarta giornata di ritorno, i risultati sono abbastanza sorprendenti. Abbiamo il pareggio tra Gescala e Messana 1966, 1-1. Vittoria della Castelluccese 4-0 contro l'Atletico Messina. Rinviata la partita clou del girone torrenovese Rocca Acquedolcese. Pro Falcone a sorpresa che batte il Milazzo 3-1. Promende batte Stefanese 3-1. Sant'Angiolese batte Schinagra Calcio 1-0 ed infine pareggio tra Valdinisi e Gioiosa. Rocca Acquedolcese ancora in testa con 35 punti, però è pur vero che deve ancora recuperare 2 partite. Tra l'altro anche la Promende 35 punti ma senza partite da recuperare, mentre invece ne dovrà recuperare una la Torrenovese al terzo posto con 32 punti, con 31 il Milazzo, 30 Messana 1966, 29 punti per il Pro Falcone, 23 Atletico Messina, con 22 la Castelluccese insieme alla Sant'Angiolese, 17 punti per il Gioiosa, 16 per la Gescal, 11 punti Sinagra Calcio e Baldinisi e chiude la classifica la Stefanese con 5 punti. Beh, anche questo girone B ingarbugliato, no? Rocca Acquedolcese che non molla con la Promende che è lì pronta al primo sbaglio. La sconfitta del Milazzo questo è inaspettata. Questo sì. La prima in classifica invece con i 2 recuperi potrebbe prendere il volo qualora prendesse i punti pieni. Certo, anche perché adesso poi affronterà la Torrenovese che nello scontro diretto potrebbe diventare fondamentale. Farebbe un po' il vuoto, questo gli permetterebbe anche di giocare con una relativa tranquillità le partite anche di vertice, pur sapendo di contare su un vantaggio importante. Chiaro. Il girone B comunque ci ha sempre riservato sino all'ultimo sorprese, no? Sì, ma fino all'ultimo sarà combattuto. Io penso che l'unica squadra che veramente può fare il vuoto se vince 2 recuperi è la Rocca Acquedolcese. Sì, secondo me sì. E adesso il tanto atteso girone C, dove insomma Ignazio ha avuto modo di dimostrare la sua esperienza, la sua tenacia, questo Bronte che certamente sino a qualche settimana fa non andava bene in classifica, da qualche settimana state racimolando punti ed è la dimostrazione che il lavoro poi alla fine paga, no? Io ho la fortuna di agire in una società, di lavorare in una società che ti fa lavorare,
che non considera il risultato tout court nel breve periodo. Sì. In un'altra società probabilmente dopo le prime 8 partite con 2 punti mi avrebbero mandato via. Ma non è il caso di Ignazio Refice. Però la mia società mi ha lasciato tranquillo, mi ha lasciato lavorare sapendo e vedendo durante la settimana la bontà del lavoro, soprattutto svolto con i giovani. Io le ultime partite che ci hanno visto racimolare punti un po' ovunque, ho finito le partite con 2 2004, il 2005 e questa è una cosa bellissima. Quindi molti giovani, tutti locali. Bene, parliamo subito del girone C dunque. Tre squadre su tutte in questo girone C, l'FC Botta, Real Aci e Leonfortese. Guardiamo subito i risultati, certamente un po' a sorpresa di questa quarta giornata di ritorno. Lavinaio batte Città di Calatabiano 1-0, Real Aci batte San Gregorio 4-0, Ciclope Bronte Leonfortese 0-0, Atletico 1994 Armerina 1-1, Atletico Nissa batte Mister Bianco 4-1, Belpasso FC 2014 batte Don Bosco 2005-1 ed infine FC Botta batte Giminica Scordia 3-1. In classifica, con il pareggio nel recupero per il Real Aci, certamente la situazione si ingarbuglia ancora di più. Adesso con questa vittoria esterna l'FC Botta ritorna al primo posto, seppur in coabitazione con il Real Aci, che certamente vince facile contro il San Gregorio. Guardiamo la classifica, appunto, dove troviamo il Real Aci in testa con l'FC Botta con 43 punti, attardato adesso con 41 abbiamo il gruppo di Gaetano Mirto, la Leonfortese, con 33 Atletico 1994, 28 per l'Atletico Nissa, 23 punti Giminica Scordia e Belpasso FC 2014, 20 punti Ciclope Bronte, 18 il Mister Bianco, con 15 la Don Bosco 2000, con 14 punti San Gregorio, 13 punti il Lavinaio ed Armerina, chiude la classifica il Città di Calatabiano con 9 punti. Ignazio, questo pareggio con la Leonfortese ha un po' ingarbugliato la zona clou della classifica. Il pareggio è importante per voi, un po' meno importante per la Leonfortese. Allora il pareggio è importante per noi infatti. Perché abbiamo ancora bisogno di punti per uscire fuori dalla zona calda, non è terminato e da qualche settimana stiamo facendo molto bene, la squadra sta bene fisicamente, in salute, anche, mentalmente, quando arrivano i ha risultati... trovato un po' di leggerezza, l'innesto in squadra di Tonio Refice ha permesso a questa squadra di trovare ancora più tranquillità, soprattutto nella fase difensiva. Siamo diventati più compatti, più attivi in campo, più aggressivi e l'atteggiamento è cambiato e anche i risultati sono cambiati. Non cambia niente perché è vero che abbiamo pareggiato contro la Leonfortese, ma ti posso assicurare che la Leonfortese è una squadra super attrezzata, gioca bene, è lo specchio del suo allenatore. Beh, conosciamo il curriculum di Gaetano. Io conosco personalmente Tano per essere stato con lui anche a collaborare e ti posso assicurare che le sue squadre giocano veramente bene. È vero, e d'altra parte, insomma, quando poi ti mettono a disposizione anche un buon bagaglio tecnico, le società che ambiscono certamente ti danno la possibilità di lavorare bene. È chiaro che è così, però le tre squadre davanti fanno un campionato a sé difficile, che ci siano altre squadre che li possano impensierire e hanno sicuramente i punti che meritano perché sono veramente tre corazzate e non c'entrano nulla con il resto del campionato. Considera che l'ultimo posto della zona playoff dista pochi punti da noi che lottiamo per non retrocedere. Sì, quindi, effettivamente è veramente un girone molta poca distanza. Molto tagliato a molto metà. Tagliato, molto tagliato. È vero. Guardiamoci la vittoria fuori casa del Real Aci 4-0 contro il San Gregorio. Riconquistata la vetta seppur in coabitazione con Motta e Leonfortese mercoledì col pareggio contro l'Atletico Nissa, il Real Aci si confronta per la quarta volta in stagione contro il San Gregorio, avversario al quale ha rifilato ben 13 gol subendone solo uno e che è in piena lotta salvezza.
È il Real che prende subito il comando delle operazioni. Tola salta un avversario e poi lancia bene in profondità per Luigi Marino, che scatta sulla sinistra. Marino punta l'avversario, lo salta, prova il sinistro, ma non trova la porta. Punizione per il Granata. Bozanga opta per Napoli, che è completamente solo sull'auto mancino. Napoli salta un avversario, la mette in mezzo, tocco di Calì e Motta si salva mettendo il pallone in calcio d'angolo. Campagna appoggia su Tuncarà, cross bello sul secondo palo dove c'è Magri, colpo di testa e il pallone che sfiora il palo alla sinistra di Vitale. Bozanga avanza indisturbato, poi alza la testa, lancia in profondità, ancora in movimento di Luigi Marino. Marino prova il diagonale di sinistro, troppo debole e impreciso. Ancora Bozanga, molto cercato dai compagni, evita la pressione di Lanza, alza la testa, vede sulla destra il movimento di Cavallaro, gran palla di Bozanga, Cavallaro la mette in mezzo, troppo lungo per Marino e Mongelli. 34esimo minuto, Bozanga cerca in verticale Zagami, interviene di testa Calì, poi Claudio Marino allarga sulla destra per Luigi Marino il diagonale. Luigi Marino, la prima firma in maglia granata di Luigi Marino. Il Realace in vantaggio al 34esimo minuto. La squadra di Marcello Manca prova subito a chiudere i conti. Scaglione lavora un pallone sulla sinistra, la mette a campanile. Poi Faro rilancia, grande stop di Mongelli, assist a seguire per la costa di Claudio Marino. Marino in aria steso e calcio di rigore per i Realaci, fallo di Calì. Dal dischetto va Mongelli, parte Mongelli e Motta intuisce il lato e salva la sua porta, ancora 1-0. Ora di gioco, Pennisi avanza a testa alta, lancia in profondità per Mongelli, forse in posizione di fuorigioco, la lascia a Cavallaro in posizione regolare. Davide Cavallaro e 2-0 del Realaci, il gol dell'ex, il primo gol in maglia granata anche per lui. Sul pallone Bozanga, parte Bozanga e 3-0 Real, cala il tris Daniele Bozanga e anche per lui è il primo gol in maglia cese. Ultimi scampoli di partita, Bozanga trova Zagami, super assist di Zagami di controbalzo per Claudio Marino che anticipa Motta e cala il poker. Claudio Marino, giornate di prime volte, anche per lui primo gol stagionale. Arriva il triplice fischio, il Realace espugna il Comunale di San Gregorio 4-0 con 4 marcatori differenti, centrando la prima vittoria esterna del 2022. La squadra di Marcello Manca tiene così la tessera alla classifica, staccando di 2 punti la Leonfortese che ha pareggiato in casa del Bronte. Mercoledì i Granata sono attesi da un'altra partita, il ritorno degli ottavi di Coppa Italia promozione contro il Gescal, e si partirà dal 3-0 conquistato a tavolino. Devo tirare però le orecchie a Ignazio Refice, il quale, insomma, nella partita contro la Leonfortese si è fatto un po' prendere dalla foga. Un'espulsione per un allenatore come Ignazio Refice, che fa parte dell'Ajax, non è certamente un ottimo spot pubblicitario. Diciamo che fa un po' di rumore, questo sì. Che è successo? Tu poi, tra l'altro, insomma, è difficile che viene espulso. Forse non è mai quasi mai successo. No, è successo, qualche volta è successo, però... può succedere a tutti, anche più tranquilli. Io sono tranquillo in panchina, infatti. Però può succedere perché le pressioni durante la partita ti portano sono tante e anche il contorno. È chiaro che resta l'amarezza perché siamo noi i primi che dobbiamo dare l'esempio, soprattutto ai ragazzi che ti vengono a vedere. Sabato in tribuna c'erano quasi 500 spettatori e quindi siamo degli esempi. Allora dobbiamo cercare... fai questo spot per l'Ajax allora. Sì. Non seguite non seguite le orme di Ignazio, che per la prima volta insomma può succedere. Poi può succedere, sono andato alla fine della gara, sono andato nello spogliatoio a scusarmi con il direttore di gara e con i suoi collaboratori, perché è giusto che finita la partita, finito tutto, ed è chiaro che non deve lasciare nessuno strascico qualunque sia il risultato della partita. Sono andato nello spogliatoio, ho stretto la mano a mi tutti piace e tre. Questa cosa, bravo Ignazio, questo sì che è uno spot un pro buon Ajax. Pro Ajax, insomma. Per chiudere questo girone, chi lo vincerà? Dai, dammi un nome. No, dammi un nome. È difficile perché c'è un mio carissimo amico che viene qui da una squadra ed è Gaetano Mirto, dall'altro lato altri amici. Io auguro invece che continuino questa sfida a 3, perché è veramente molto interessante. Io penso che questo campionato finirà veramente all'ultima giornata. All'ultima giornata e vedremo cosa succederà. Speriamo.
Voltiamo pagina perché parliamo del girone D adesso. Il Mazzarone ritorna in campo dopo 2 settimane di stop per il Covid e ritorna in campo vincendo 2-1, una partita importante contro il Vittoria. Guardiamo i risultati. Città di Canicattini batte Pro Ragusa 2-1. RG Megara 1908 2-2. Modica Calcio batte Priolo Gargallo 2-0. Città di Comiso Sporting Eubea 0-0. Frigentini Città di Avola 2020 0-0, Mazzarone batte Vittoria 2020 2-1 ed infine Nuova Città di Gela batte Calcio Scicli 6-0. Mazzarone che conferma la sua leadership in questo girone D del campionato di promozione, ancora in testa, addirittura ancora con 2 partite da recuperare. Al primo posto con 38 punti, 33 per il Città di Comiso, con 31 il Modica Calcio e la Nuova Città di Gela, 27 per lo Sporting Eubea, 26 punti il Frigentini, 24 il Vittoria 2020 con 23 Priolo Gargallo, 20 punti Città di Canicattini, 19 il Pro Ragusa, 17 Città di Avola 2020, 13 punti l'RG, 12 il Megara 1908, chiude la classifica Calcio Scicli con 9 punti. Come ho detto poc'anzi, 2 partite da recuperare per il Mazzarone, una partita invece per il Modica, Nuova Città di Gela, Sporting Eubea e Megara 1908. Mazzarone dunque che ritorna a vincere, Mazzarone lanciatissimo verso l'eccellenza. Sì, fa molto senso questo girone, perché a leggere i nomi, blasonate squadre. Modica, Comiso, Gela, Scicli, Avola, insomma, girone di squadre che hanno calcato palcoscenici e campionati importanti tra Serie D, qualcuno la Serie C, il Vittoria, insomma. Fa senso che poi al primo posto invece ci sia il Mazzarone, chiaramente. Un Mazzarone però rilanciato da un progetto importante. È chiaro, stanno facendo molto bene, sono primi meritatamente, possono chiudere il discorso molto in anticipo vincendo i 2 recuperi e mettere una seria ipoteca. Questo è un campionato che si definirà secondo me molto presto, rispetto agli altri campionati è meno combattuto. Mentre per quanto riguarda la zona playoff, certamente il ritorno alla vittoria meritato del nuovo Città di Gela rimette di nuovo il Gela nel novero del gruppo playoff. Una vittoria importante 6-0 contro il Calcio Scicli, guardiamo il servizio. Amici gialloneri, benvenuti allo stadio Vincenzo Presti per la 17ª sfida stagionale del campionato di promozione. Gela che riceve lo Scicli, fanalino di coda del girone D. Partenza a razzo dei gialloneri di casa con Alabiso che riscalda le mani di Fidone, tiro debole e centrale. 2 minuti dopo il lancio di Messina per il capitano Ascia che tenta di sorprendere sul primo palo Fidone, ma quest'ultimo salva in angolo. 1 minuto dopo ancora Fidone, questa volta sul tiro a giro di Navanzino, palla ancora una volta in corner. Al minuto numero 11 Tomaino si sistema la palla per un calcio piazzato che non lascia scampo a Fidone, palla rasoterra e nell'angolino basso. 1-0 firmato da Tomaino su punizione. Padrone di casa scatenati con Ferlito che al 38esimo lanciato in porta dribbla anche il portiere che salva comunque in angolo. Passa appena 1 minuto e Ferlito, servito da Spatola, svetta di testa e segna un gran gol, davvero bomber. Gialloneri di casa affamati con Tomaino che lascia esplodere un tiro potente che si stampa sul palo. Primo tempo che si chiude con questo intervento di Pizzardi su un Vintigni lanciato a rete. Bravo l'estremo difensore gelese, sempre attento. Al minuto numero 1, uno scatenato Ferlito lascia esplodere un destro potente che termina di poco fuori. Al 7° Gela che cala il tris, questa volta con Alabiso che piazza un destro vincente. 3-0 per i gialloneri. Al minuto numero 19 Gradito serve un assist al bacio per Alabiso che firma il 4-0. E la sua doppietta personale. Scicli alle corde ma i padroni di casa non mollano un centimetro.
Al 21esimo punizione a filo d'erba di Messina che trova in spaccata Gradito che per un niente non trova la porta. Al 28esimo Ferlito parte come un treno e serve Alessi, tiro di quest'ultimo parato. Il giovane Ferlito si rivede al 31esimo quando piazza il 5-0 dribblando pure il portiere. Giovane niscemese classe 2002 che sembra quasi indemoniato quando un minuto dopo piazza la rete del 6-0, questa volta con opportunismo. Tripletta per lui e standing ovation del Presti per il numero 9 giallo-nero. Finisce 6-0 al Presti, Gela che domina e prepara la delicata sfida in programma mercoledì in casa del Modica. In palio c'è il secondo posto in classifica. Beh, ci fa piacere che comunque il Gela sia ritornato a vincere, perché ha avuto un momento di appannamento che lo aveva sprofondato in classifica. Ma ci sta durante l'anno che non si può andare sempre al massimo, ci stanno che periodi in cui la squadra ha bisogno di tirare il fiato, di respirare, poi bisogna vedere anche che organici hai a disposizione. Se giocano sempre gli stessi è chiaro che ci sono scadimenti di forma, momenti in cui magari ti gira storto qualcosa e poi riprendere di nuovo, di nuovo la marcia. A noi per esempio è capitato prima e stiamo riprendendo dopo, c'è a chi capita dopo, insomma, sono normali i cicli durante il campionato. Anche il Modica, devo dire che in questo girone D sta pian pianino riconquistando posizioni, sì, un Modica che tra l'altro vince contro il Priolo Gargallo, un Modica che insomma ha l'obiettivo dell'eccellenza. Ma questo però, l'eccellenza secondo me, a parte il Mazzarrone che è lanciato, è un terno all'otto con i playoff. Bisognerà capire poi la distanza che è sempre là, la distanza dei 10 punti, bisognerà portarla poi fino alla fine per vedere se i playoff se ne saranno 2 o solo 1. Certo, questo lo vedremo soltanto nelle prossime domeniche, quando si incomincerà ancora di più a delineare la classifica finale. Bene, abbiamo chiuso anche con il campionato di promozione, la conclusione della nostra trasmissione la facciamo sempre con Ignazio Refice che per l'occasione, oltre che per il Bronte e anche qui per l'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, di cui lui è un referente, come abbiamo detto poc'anzi, della zona pedemontana, che soffre di strutture. Non ne abbiamo parlato, vogliamo lanciare un altro ennesimo appello alle amministrazioni, ma questo campo sintetico ormai costa veramente poco, agevolano tantissime società. Devo dire che nella nostra zona qualcosa si sta muovendo, perché sia Maletto che Maniace si stanno dotando della struttura questa è una bella in campo notizia che non sapevo. E i lavori sono in fase molto avanzata. Poi c'è Bronte, quindi tre c'è zone. Bronte, poi soprattutto a Maletto stanno costruendo, oltre al campo a 11 sintetico, anche un piccolo centro sportivo con salette, insomma verrà una struttura carissima. Sono andato a vederla. Ci vuole la squadra però, Sì, certo, è chiaro che però una squadra, poi una scuola calcio, quando ci sono le strutture poi si è un po' più facile e più invogliati. Invece approfitto del mezzo televisivo per lanciare l'appello che faccio ai miei colleghi allenatori, solitamente via WhatsApp, dove ho gruppi e li massacro con messaggi di aderire alla nuova campagna abbonamento tesseramento per il 2022. Ci sono molte cose che stanno bollendo in pentola, li porteremo a conoscenza man mano. C'è una novità di cui non voglio parlare con il mio amico Ma Ettore, ci stiamo lavorando ed è una cosa molto carina, molto originale. Speriamo di metterla in circolo presto, e poi ci sono molte cose che sono sul tavolo a livello nazionale e chiaramente i numeri ci porteranno ad avere più voce in capitolo per ottenere qualche diritto in più, e comunque quelli che noi già abbiamo acquisito non è una cosa scontata che si mantengano, ogni diritto va poi comunque sempre difeso. Certo, e poi chiaramente come AIAC l'abbinamento insieme a Penalty con l'evento dei Penalty Awards che insomma quest'anno festeggerà la 9ª edizione, è veramente ormai diventato un premio importantissimo, ambito, un premio che veramente dà lo specchio a tutto il calcio dilettantistico. Ormai è diventata
secondo me la manifestazione più importante del calcio dilettantistico che abbiamo Lo dice Ignazio, non lo sto dicendo io, quindi questa cosa mi lusinga di più. Non la dico solo io, tant'è che ogni anno c'è molta attesa tra gli addetti ai lavori, tra gli atleti, tra gli allenatori, tra i dirigenti. Per entrare addirittura nelle nomination. Per entrare nelle nomination. E di questo chiaramente ti si deve dare merito, perché hai ideato una bella manifestazione e che è attesa ogni anno dagli addetti ai lavori. Bene, noi ti attendiamo presto però anche a te nelle prossime puntate della stagione 2021-22 di Penalty. Spero di tornare qui con un po' più di tranquillità. Beh, certamente portando il Bronte alla salvezza. Questo è l'obiettivo della società. Questo è il nostro obiettivo, e che poi è l'obiettivo primario che ci poniamo ogni anno, considerando che poi più presto lo otteniamo, speriamo presto, più presto possiamo continuare a lanciare i nostri giovani che vengono dal nostro settore giovanile, che è veramente curato bene. A te piace lanciare i giovani, insomma, non sei uno che guarda soltanto l'anziano in campo. No, questo no, non l'ho fatto mai, perché secondo me tra anziano e giovane, se il giovane è bravo, certo, non è giusto alcun che problema, ma comunque questa è la nostra filosofia e la realtà che viviamo. Cioè, noi possiamo fare calcio in quella zona solo ed esclusivamente attingendo a piene mani ai giovani locali. È giusto. Grazie Ignazio, grazie a presto. Voi. Grazie. Ci congediamo da voi, telespettatori di Gold 78, rimandando l'appuntamento chiaramente alla prossima settimana, il martedì tra le 21 e le 23, con l'appuntamento che parla solo ed esclusivamente di calcio dilettantistico siciliano. Voglio ricordarvi che stiamo pian pianino traghettando la nostra trasmissione nel prossimo orario, quello che ci vedrà in scena tra le 13 e le 14 il mercoledì ed il giovedì, però su un nuovo canale, quello 17 di 7 Gold. Per intanto gustateci anche il martedì sera. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima settimana.
La puntata di Penalty vi aspetta ogni martedì alle 21 su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. E siamo in onda anche su 7 Gold, canale 17, ogni mercoledì e giovedì tra le 13 e le 14. Ti aspettiamo!